Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti ad un altro appuntamento con Sveglia Trieste. Come sempre staremo insieme fino alle 10. Gli ospiti che saranno accanto a me: Elisa Lodi, assessore comunale ai lavori pubblici, dalle 8 alle 9, e quindi dalle 9 alle 10 Alberto Pasino, consigliere comunale della lista Russo.Franco. Leggeremo il Piccolo, leggeremo il Corriere della Sera, rivedremo alcuni dei servizi che abbiamo trasmesso nel telegiornale di ieri. Siamo pronti anche a sentire le vostre telefonate e a leggere le vostre mail. Il numero di telefono ormai lo conoscete: 040 977 8910, Sveglia Trieste @tele4.it invece è l'indirizzo di posta elettronica. Siamo in attesa appunto di telefonate e mail quando avete voglia. Cominciamo come sempre però dalla pagina del meteo. Vediamo subito qual è la situazione generale. Sull'Europa centro-occidentale rimonta un temporaneo promontorio anticiclonico che spinge verso i Balcani la precedente saccatura di aria fredda. Tra oggi e domani il passaggio di una depressione dal Belgio alla Germania richiamerà correnti sud-occidentali umide e fredde in quota sul nord Italia. Vediamo la situazione e le previsioni per oggi. Cielo da nuvoloso a coperto con meno nubi sulle zone occidentali e in Carnia. Saranno possibili deboli precipitazioni sparse, specie sulla fascia orientale. Quota neve sui 300 metri circa. Possibili locali formazioni di ghiaccio al suolo anche in caso di pioggia o a causa del terreno gelato. Per domani si prevede cielo variabile o nuvoloso, possibile qualche debole precipitazione sparsa, più probabile sul confine orientale, con quota neve sui 500 metri circa. La evoluzione per domenica inquadra cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per qualche velatura al mattino. In giornata sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, anche sostenuta a Trieste, molto fredda in serata. Questa invece è la prima pagina del Piccolo. Allora, come vedete, sotto la testata Giulio Regeni a Fiumicello, la prima del suo docufilm, la proiezione il 25 gennaio nel decennale del rapimento e dell'omicidio. C'è un anticipo della pagina dei commenti: Sergio Bartole sull'unanimità, l'unione volti pagina, e Giovanni Bellarosa, quanto conta un'Europa anello debole. Il titolo centrale: regioni, piani di trasloco. L'operazione ha già almeno un anno di ritardo, i costi sono lievitati di 10 milioni, interessati 1285 impiegati, ora sparsi in varie sedi in città, gli uffici in Porto Vecchio, in arrivo la gara che assegnerà la ristrutturazione di 4 magazzini. Nomina a Palazzo Economo, Ventura diventa sovrintendente, valuterà l'Ovovia. Ci sono anche i risultati dei test di medicina. Venezuela, la mossa dei nuovi leader, detenuti liberi a Caracas, speranze per Trentini. La foto centrale invece è dedicata alla brutta figura della pallacanestro Trieste, che al Pallarubini ha perso contro gli ungheresi. Quindi per quanto riguarda la Champions League di basket, la bella fra la squadra triestina e questa squadra dal nome per certi aspetti impronunciabile Szolnoki-Olaj, neanche tanto, la bella appunto sarà in Ungheria. Mito del battiscafo, impresa al cinema, si parla ancora del battiscafo Trieste, e ci sarà appunto un documentario, insomma un film con la regia di Finazzer Flori. Poi andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Sotto la testata, anche qua, Leao salva il Milan, pari con il Genoa, e i rossoneri quindi rallentano.
Poi ridate ai genitori i bimbi del bosco, scrive Susanna Tamaro, Venezuela l'attesa per Trentini. C'è tutto, il Corriere della Sera mette parecchio in pentola per questa apertura. Caracas decide un maxi rilascio di detenuti politici, libero l'imprenditore italiano Gasperin, trattativa di Lula, Zapatero e Qatar, Macron contro la Casa Bianca, viola le regole, basta neocolonialismo, Mosca avverte l'Europa, l'America non si ferma, Vance in Groenlandia andiamo fino in fondo, la Lega sfida Crosetto sui fondi per la difesa e poi c'è questa vignetta, devo dire, molto divertente di Giannelli che dice, c'è Cristoforo Colombo che dice: giuro che intendevo raggiungere per mare le Indie, non volevo scoprire l'America. È molto cattiva, devo dire la verità. Poi questa c'è quell'altra notizia che arriva dagli Stati Uniti: madre di 3 figli colpita a sangue freddo, tolta l'indagine agli agenti locali. Renée Nicole Good, 37 anni, americana, è stata uccisa a sangue freddo con 3 colpi di pistola dai poliziotti federali dell'ICE a Minneapolis durante un controllo antimigranti, rivolta nella città con il sindaco che sfida Trump e invita gli agenti ad andarsene. Invita per modo di dire, perché gli ha proprio detto andatevene, non è che ha detto per cortesia uscite dalla città, ha detto proprio andatevene. Proteste anche a New York per il presidente Trump. Renée era una facinorosa, ma i filmati smentiscono questa ricostruzione. Anche di Trump si occupa Massimo Gramellini con il suo caffè, che leggeremo per intero. Allora, non se ne può più, scrive, di parlare di Trump, ma sembra impossibile parlare d'altro. È come una macchia che si allarga sulla tovaglia fino a diventare il colore dominante. E la tovaglia è il diritto internazionale, il galateo istituzionale e tutte le altre fottute cazzate, direbbe lui, leggo, con cui in Occidente ci siamo baloccati per oltre mezzo secolo, finendo addirittura per crederci. Prendiamo l'ultima tragedia consumata a Minneapolis. Non è la prima volta che negli stati ingrugniti d'America un poliziotto ammazza a bruciapelo una persona, stavolta una casalinga incensurata solo perché si è rifiutata di scendere dall'automobile. Ma è la prima volta che il presidente in carica solidarizza immediatamente con il pistolero e se la prende con la vittima, sostenendo che se l'è andata a cercare, nonostante le immagini smentiscano le sue parole. Qualcuno starà pensando: Putin e Xi Jinping fanno così da sempre. Già, ma loro, avverte Gramellini, non guidano nazioni libere, dove la polizia risponde alla legge invece che al despota. Trump ancora sì, in teoria. Dovrebbe sapere che se il capo di uno Stato democratico assolve un pistolero in divisa prima che lo abbia fatto un giudizio al termine di un regolare processo, autorizza qualunque altro poliziotto malintenzionato a togliere il freno a mano agli istinti. Il problema è che Trump lo sa benissimo e il problema ancora più grave è che lo sanno anche i suoi estimatori. Dunque, andiamo avanti allora, cominciamo la lettura con il piccolo. 10 anni dopo dall'assassinio di Giulio Regeni, tutto il male del mondo, la vicenda in un documentario che sarà proiettato in anteprima il 25 gennaio a Fiumicello. La famiglia dice: speriamo che l'opera faccia conoscere la nostra lotta. A raccontare questa vicenda, spiega il regista, non è una scelta, ma un dovere. Il sindaco di Fiumicello, tema sempre attuale finché ci saranno i regimi, e qui c'è anche, sono anche dei sommari che raccontano appunto le impressioni, diciamo così, della famiglia. Un altro servizio invece ricostruisce le tappe della vicenda, quelle più tristi. Il 25 gennaio Giulio Regeni scompare al Cairo, il 3 febbraio del 2016 viene ritrovato cadavere. E poi ci sono anche tutte le tappe, diciamo, giudiziarie
se così si può dire, della vicenda. L'ultima risale al 23 ottobre del 2025, il processo è sospeso, un nodo tecnico relativo al diritto alla difesa e si attende la Corte Costituzionale. Allora, e così entriamo invece nella parte di politica estera, della quale ci occuperemo poi più approfonditamente leggendo il Corriere della Sera. Il Venezuela libera Gasperini, cresce la speranza per Trentini. Sono almeno 28 gli italo-americani reclusi a Caracas. Gli Stati Uniti si chiamano fuori da 66 organizzazioni internazionali, poi sotto Macron attacca Trump, stop al colonialismo. E poi c'è l'altra parte insomma, quella che riguarda appunto quanto accaduto a Minneapolis, proteste per la donna uccisa, esplode la rabbia, lo sfogo del primo cittadino di Minneapolis che dice via dalla nostra città, e poi ci spiega anche il piccolo che cos'è l'ICE, cioè un esercito di 22.000 unità a caccia di migranti. Andiamo allora al Corriere della Sera e vediamo le pagine immediatamente successive alla prima. Allora, il Venezuela libera i prigionieri politici, speranze per Trentini, più o meno lo stesso titolo, scarcerato un italiano, Luigi Gasperini, attesa per gli altri, incluso il cooperante. L'apertura delle carceri fa parte della transizione politica immaginata dagli Stati Uniti. I detenuti spariti nelle celle del regime, scrive il Corriere, e praticamente c'è una sorta di identikit, di biografia di tutti quelli che appunto rimangono. Quella pena lieve al ministro di Maduro, il filo Meloni-Trump, le mosse di Roma. Allora, Alberto Trentini, ingrandiamo un attimo, è un cooperante italiano che lavora come operatore umanitario per l'ONG francese Humanity and Inclusion, impegnata nell'assistenza a persone con disabilità. Il 15 novembre del 2024 è stato fermato dalle autorità venezuelane un posto di blocco mentre si recava dalla capitale Caracas, vedo Guasdualito, per lavoro. Trentini è stato portato nel carcere di El Rodeo vicino a Caracas, dove è detenuto da oltre 400 giorni e in questo periodo ha avuto pochi contatti con la famiglia. Accuse che non sono mai state formalizzate dalle autorità venezuelane. Mediatori internazionali in questo contesto, l'emiro del Qatar, l'ex primo ministro spagnolo Zapatero, che è impegnato da anni nella gestione dei rapporti con il Venezuela, e il presidente del Brasile Lula. Sempre avanti con il Corriere della Sera. La luce accesa nella casa dei genitori, ore di apprensione a Venezia, il silenzio dopo l'appello della madre, il parroco quando sarà fuori, campane a festa. Macron contro gli Stati Uniti, aggressori coloniali, Cina e Russia attaccano sul caso delle petroliere, quindi questo è un altro fronte. Andiamo un attimo al piccolo, vediamo le altre pagine insomma, immediatamente successive alla prima. Subito a pagina 6 c'è già lo sguardo su Istria, Quarnero, Dalmazia e sui Balcani, turismo da record in Croazia, italiani scalzati da cechi e inglesi. Ingrandiamo per leggere un po' meglio. Primi restano i villeggianti tedeschi, seguiti dai croati e dagli sloveni, dominio incontrastato dell'Istria, ma tra le singole destinazioni spicca Ragusa, numeri in crescita dell'1% rispetto all'annata precedente, bene non solo in estate. Zona economica esclusiva sia quella italiana in Adriatico, accolta con favore dalla Croazia. Poi, per quanto riguarda invece
nomine di Pirc Musar a 4 mesi dal voto, l'opposizione attacca. E per quanto concerne la Serbia, il Presidente annuncia elezioni anticipate a fine autunno. Andiamo avanti, qui c'è parecchia roba per quanto riguarda l'attualità nazionale. Berlusconi, il lodo Mondadori, Strasburgo boccia i ricorsi per la Corte europea dei diritti umani, non ci fu violazione da parte dei magistrati, il nodo del contendere erano presunzione di innocenza ed equo processo, dura la replica dei legali di Fininvest, un epilogo deludente. Insomma, il 2026 sarà decisivo per il futuro della Premier, sul referendum per la giustizia battaglia di date, imputazione coatta per Elkann, la procura di Torino è pronta. Alle regionali ci saremo anche senza terzo mandato, la lista Fedriga, fare attenzione al candidato, e qui invece si parla del Veneto, Zaia fa litigare i leghisti, se sei utile entri, se no sei fuori, nel partito volano gli stracci, tra chi accusa l'ex presidente e chi denuncia l'esclusione, cena tra ex fedelissimi. Province ultimo atto, in scena al Senato il voto il 22 di gennaio e appunto di questo abbiamo parlato ieri con l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Le abbiamo proprio chiesto qual è al momento lo stato dell'arte per quanto riguarda il ritorno delle province, e vediamo appunto quello che ci ha detto. Un obiettivo ben preciso che è quello di creare la provincia commissariata, quindi con un commissario dal 1° gennaio del 2027. Non si ferma dunque l'iter per la reintroduzione delle province. Stamani l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti si è soffermato brevemente sull'argomento, tracciando anche l'identikit istituzionale della figura commissariale, che di fatto traghetterà alle elezioni. Una figura che in realtà però concentrerà su di sé tutti gli organi che esisteranno già, questo perché già dalla primavera 2027 noi contiamo di portarla al voto. I tempi di per sé sono abbastanza stretti e dipendono dai lavori parlamentari, oltre che da quelli del Consiglio regionale. Stiamo aspettando la calendarizzazione per l'ultimo passaggio al Senato, dopodiché questo sarà l'anno in cui arriveranno in Consiglio regionale tutte le varie norme. Noi crediamo che entro il mese di gennaio verrà calendarizzato questo passaggio, dopo la pausa dovuta all'approvazione della finanziaria. Sia come sia, sottolinea ancora l'assessore, il lavoro che poi spetterà all'Aula sarà certamente impegnativo, ma dovrebbe appunto concludersi in tempi relativamente brevi. Ci saranno le norme che istituiranno il nuovo ente, quelle che regoleranno le elezioni, quelle che creeranno il commissariamento e quelle che attribuiranno le funzioni e le risorse per poter svolgere i servizi a carico dei cittadini. Quindi sarà un 2026 molto intenso. Allora, Macron contro gli Stati Uniti, aggressori coloniali, Cina e Russia attaccano sul caso delle petroliere, avevamo visto prima. Trump a giugno ha detto di Macron che non capisce niente, gli ha fatto anche il verso, insomma, su queste schermaglie che per certi aspetti sarebbero bambinesche, ma che insomma Trump rispondo solo a me stesso e detta i tempi su Caracas, la controlleremo a lungo, ok del Senato per limitare i raid del Presidente. Dice Trump al New York Times, non ho bisogno del diritto internazionale, non voglio fare del male, e intanto, come avevamo visto prima, gli Stati Uniti si ritirano da 66 agenzie internazionali. Vance rilancia invece sulla Groenlandia, disposti ad andare fino in fondo, l'idea di Trump per proporre ai cittadini dell'isola $100.000 a testa. Poi, forse ci si fa in tempo ad andarci. Oggi l'Unione Europea. A Bruxelles, sul tavolo del meeting, anche il dossier artico, e la Callas dice da Washington parole preoccupanti. Siamo adesso, siamo in collegamento con l'ispettore Paolo Gurtner della Polizia Locale per appunto il consueto affaccio
il primo affaccio della giornata. Buongiorno ispettore, come è andata questa notte? Buongiorno Bosazzi, buongiorno agli ascoltatori. La notte è trascorsa tranquillamente, abbiamo fatto solamente degli interventi per codice della strada, nessun incidente. Segnalo immediatamente che ci sono delle situazioni, almeno sono state segnalate delle situazioni di ghiaccio al suolo su tutto quello che riguarda l'altipiano, gran parte della tratta della provinciale 1 tra Basovizza e Opicina, ma abbiamo anche segnalazioni per quanto riguarda la parte più verso Sistiana, quindi anche zona Prosecco, Sgonico e via dicendo, quindi attenzione, chi si mette alla guida dei veicoli di farlo con la massima cautela, se proprio è necessario farlo. Sappiamo che comunque i mezzi spargisale degli enti proprietari delle strade sono già in giro. Abbiamo notizie anche di un incidente in raccordo 13 direzione Venezia con obbligo di uscita a Trebicciano, quindi attenzione, chi deve recarsi fuori Trieste eventualmente prenda attualmente delle strade alternative che non siano quelle dell'altipiano, onde evitare appunto queste problematiche. Per quanto riguarda la giornata odierna, ho visto che ci sono dei divieti per quanto riguarda i teatri in via Luciani e via Limitanea, e direi che al momento non avrei altro da riferire. La temperatura in città sembra sopra lo zero, ma evidentemente l'inversione termica in altipiano ha creato questo disagio e questa problematica che poi era già avvenuta negli anni scorsi. Perfetto, grazie allora ispettore Gurtner, se ci sono comunicazioni da fare noi siamo a disposizione, altrimenti ci colleghiamo durante il telegiornale delle 13:20. Buona giornata e buon lavoro. Saluto tutti, saluti. Allora, continuiamo la lettura del Corriere della Sera. Ancora Groenlandia non è l'isola del tesoro, diamanti, oro, preziose terre rare, la Groenlandia ha numerosi giacimenti ma di qualità incerta e i costi di estrazione sono altissimi. Copenaghen stia attenta, non può difenderla, servono gli Stati Uniti, l'ex ambasciatrice di Trump in Danimarca bisogna trattare. Dice Carla Sands, la Groenlandia diventerà indipendente in questo secolo, la maggior parte lo vuole. E qui siamo, sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti, all'altra notizia grave, vale a dire di quella donna che è stata uccisa a Minneapolis. Ci sono stati degli scontri, il governo difende l'agente dell'ICE, per lui immunità assoluta, rabbia dei democratici, polemica sull'FBI per le indagini. Aveva 3 figli, aveva una compagna, l'amore per la poesia, era una donna di pace, si legge in questo ritratto. L'analisi dei filmati e il fact-checking, l'uomo che ha aperto il fuoco non era sulla traiettoria dell'auto, perché si diceva che il tutto è successo perché la donna non avrebbe risposto ad un ordine di fermarsi, e alcuni dicevano che anzi avrebbe cercato di investire gli agenti. Invece appunto ci sono delle immagini che smentiscono questa ricostruzione, e già che ci siamo andiamo avanti con la politica internazionale. Iran dilaga la protesta, il regime oscura la rete, avvertimento statunitense. Un influencer MAGA, che non è una MAGA tipo MAGA Magò, ma MAGA è Make America Great Again, cioè trumpiana, dice il figlio dello Shah a Mar-a-Lago. E poi truppe dell'Unione Europea in Ucraina, la minaccia di Mosca per il Cremlino sarebbero un obiettivo legittimo, i negoziatori americani vedono l'inviato russo. Stiamo per uscire da questi argomenti. Difesa, accessi sospetti dalla Cina, Giorgetti le armi, spesa sociale salva.
e poi ci sono le pagine dedicate ancora a quanto successo a Crans-Montana, l'addio e le lacrime per Emanuele, sono svolti a Genova i funerali, aspettiamo con fiducia la verità. Vediamo se ci sono ancora, ci sono nuove accuse invece per quanto riguarda i proprietari del locale dove si è svolta la tragedia. Non sono stati arrestati e non hanno subito il sequestro dei beni, e questo è fonte di polemiche. I coniugi insomma, ci sono nuove accuse nei loro confronti. Quella notte tolsero dai social i video scomodi sul loro locale. Oggi l'interrogatorio per la coppia, nei filmati le carenze sulla sicurezza. Qui c'è invece una polemica, giocano tutti a golf insieme, i sospetti sui controlli nel comune. Il gestore di un pub dice: favori, qui pensano tutti la stessa cosa. Allora, qui lodo Mondadori, respinti i ricorsi, abbiamo visto prima sul piccolo. La Corte di Strasburgo dice no alle istanze di Silvio Berlusconi e Fininvest, equi i processi sul maxi risarcimento. Puglia, la convivenza dei due papi, l'era senza fine De Caro Emiliano, ora uno governatore, l'altro sarà assessore, tanti liti, ma il tandem dura da 20 anni. E qui c'è questa campagna, il divieto di donne ai vertici, solo uomini tra i capigruppo in regione, il ruolo non prevede quote di genere. E qui c'è un'immagine dei 12 leader degli altrettanti gruppi politici eletti in Consiglio regionale della Campania. Barman ucciso con un colpo alla testa, vigile in cella dopo la fuga in Spagna. Secondo i PM di Venezia sarebbe il killer, però cercano un complice. Sul movente è giallo, si pensa ad una pista che parla di droga. Ancora, l'uomo del video confessa: ho strangolato Aurora dopo averla violentata. Andiamo al piccolo, forse arriveremo ad argomenti meno... c'è soltanto test di medicina. A Trieste è coperto il 64% dei posti, a superare tutte le prove sono stati in 134, a Udine è impegnato per ora soltanto il 50% delle disponibilità, per gli altri i recuperi. Immigrazione, la Lega lancia la stretta modello Monfalcone, ricongiungimenti e velo, il sottosegretario Molteni al lavoro su un DDL ispirato dalla realtà locale. Del resto Cisinte lo aveva in qualche modo anticipato. Siamo alla pagina economica che saltiamo per arrivare alla pagina di Trieste. Dunque, siamo in Porto Vecchio, Regione Porto Vecchio, sarà l'anno della gara, poi i lavori per il trasloco. Il primo fabbricato pronto in un anno ospiterà la presidenza, si continua a valutare la proposta di privati per i palazzi in centro, perché logicamente poi c'è anche l'altro problema, si svuotano i palazzi del centro. Passi avanti per l'edificio 117, ospiterà il centro per l'impiego, ristrutturazione al via nella seconda metà di quest'anno. C'è poi la notizia dell'insediamento a Palazzo Economo della nuova sovrintendente Paola Ventura, che dice: ottimizziamo i tempi. L'antico scalo è una sfida da cogliere senza perdere la visione unitaria. Sulla cabinovia la questione è aperta, valuteremo quanto di nostra competenza. Siamo alla cronaca.
anziano si sente male sull'autobus, l'autista avvia la rianimazione. Possiamo vedere anche il servizio che noi abbiamo dedicato a questa notizia e poi andremo direttamente in pubblicità. Ancora una volta la prontezza di intervento di un conducente della Trieste Trasporti contribuisce a salvare una vita. È accaduto stamani a bordo di un autobus della linea 29 diretto in piazza Goldoni. In via Dalviano uno dei passeggeri, novantenne, si è accasciato al suolo vittima di un malore. Informato dell'accaduto dagli altri passeggeri, l'autista ha fermato il veicolo ed ha lanciato l'allarme chiamando il numero unico 112. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza, la centrale operativa del 118 ha dato istruzioni al conducente per eseguire un massaggio cardiaco. Arrivati sul posto, i sanitari hanno preso in carico l'anziano, che è poi stato trasferito in ospedale. In una nota, il presidente di Trieste Trasporti, Maurizio Marzi Wildauer, ha ringraziato il conducente del mezzo per la prontezza, la lucidità e la professionalità dimostrate in un simile delicato frangente. Allora, rientriamo in studio, vi ricordo i nostri ospiti, dalle 8 alle 9 sarà con noi l'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi, poi dalle 9 alle 10 il consigliere comunale della lista Russo Punto Franco Alberto Pasino. 040 977 8910 è il numero di telefono cui chiamare. svegliatrieste@tele4.it è invece l'indirizzo di posta elettronica. Continuiamo stavolta con la riproposizione dei nostri servizi, perché ieri vi abbiamo fatto vedere il video shock del pestaggio del 24enne marocchino aggredito e accoltellato da un gruppo di giovani pare di origine pakistana. Questo documento filmato riguarda quanto accaduto sabato sera in via Foscolo e c'è anche l'accorato appello alla vigilanza e alla dotazione di telecamere da parte di un esercente della zona vicina a Piazza Garibaldi, cuore del provvedimento delle zone rosse un anno fa. Un documento shock, il video del pestaggio di sabato 3 gennaio in via Foscolo, scaturito nell'accoltellamento di un 24enne marocchino da parte di un gruppo di 8 giovani pakistani, 3 in particolare, quelli più violenti. Un episodio di una gravità inaudita per cui è stato aperto un fascicolo dalla procura con l'accusa di tentato omicidio e su cui indaga la polizia locale. La ripresa, realizzata da un esercente della zona, chiarisce la dinamica, l'aggressione al giovane da parte del branco, poi i pugni e i calci in mezzo alla strada, infierendo senza pietà, arrivando a pedate in testa con il cranio del ragazzo che finisce per sbattere contro le auto in sosta, poi il primo offendente al gluteo, il secondo al torace con la perforazione del polmone. La spedizione punitiva innescata pare da un regolamento di conti per controllare lo spaccio di droga nella zona di Piazza Garibaldi, dove la vittima si è trascinata a stento dopo essere stata accoltellata, non è la prima fra quelle vissute e documentate dal titolare di un esercizio pubblico che non ne può davvero più. La situazione ovviamente è molto brutta, soprattutto noi abbiamo delle attività in via Foscolo ma anche in piazza Garibaldi, quindi diciamo la mia situazione in questo momento è di preoccupazione allarmante, nel senso che succedono delle cose anche nel pomeriggio, alle 6 del pomeriggio, non a tarda notte, dove ci sono anche dei ragazzi che girano in modo diciamo ambiguo, girano più volte, si fanno la posta, si attendono tra i vari angoli delle case e poi succedono queste che alle volte scoppiano anche in feriti e quant'altro. L'ennesima richiesta è ovviamente quella di un presidio delle forze dell'ordine in zona, non con pattuglie ferme in piazza come in occasione della zona rossa, ma con una ronda notturna capillare. Poi l'appello ai colleghi esercenti e negozianti a dotarsi di telecamere di videosorveglianza grazie anche ai bandi in materia ancora aperti. Che mi risulta ci siano ancora dei bandi attivi, se non sbaglio, per quest'anno, per cercare un po' di sorvegliare le nostre aziende, le nostre vie, in modo tale da cercare di dare più possibile alle forze dell'ordine diciamo, gli elementi per circoscrivere questi atti che sono sempre più frequenti. Continuiamo con la lettura del piccolo. Ieri c'è stato un frontale
in zona, non mi ricordo mai come si chiama, in zona all'incrocio fra via Brigata Casale e via Carnaro, sul posto ambulanze del 118, vigili del fuoco e polizia locale, 3 feriti tra i 7 occupanti, minore portato al burlo. Poi ancora Tamponò e uccise l'amico in moto, revoca della patente fino al 2040, è un fatto avvenuto tra il 23 e il 24 aprile del 2025. Al Magazzino 26 ci sarà dal 17 gennaio la mostra Il fotografo senza nome, una mostra che ripropone immagini realizzate a Trieste nell'epoca della Belle Époque, e poi grazie all'intelligenza artificiale il bianco e nero diventa Technicolor, con l'aiuto, e te pareva, dell'intelligenza artificiale. Non so se è una scelta, una scelta comunque discutibile. Allora, siamo già arrivati alla pagina del territorio. Porticciolo di Duino senza servizi igienici, il circolo velico, esigenza sentita. Però c'è anche un vademecum della Cegas per vedere come si può far avere una seconda vita, per esempio agli alberi di Natale, alle luminarie e ai pacchetti. Andiamo al piccolo. Madonna, canto in italiano La bambola, è un inno di rottura. Non so se c'è un'intervista con lei proprio. No, non è un'intervista con lei, ma è un'intervista invece con Dolce Gabbana, credo. Comunque è uscita una cover della Bambola di Patti Pravo, e c'è già chi immagina che nella serata delle cover del Festival di Sanremo ci possa essere un duetto fra Madonna e Patti Pravo, che sarebbe un colpo di teatro non da poco, dal quale probabilmente, anzi sicuramente, Patti Pravo uscirebbe vincitrice. Allora, c'è un intervento sul Corriere della Sera di Susanna Tamaro, anticipato anche dalla prima pagina, che riguarda la famiglia Del Bosco, riportatela a casa. La scrittrice ragiona sull'allontanamento dei 3 figli. Io bambina in un istituto dico ridateli ai genitori. Il tribunale ha giudicato non idonee le condizioni in cui vivevano in un edificio isolato nel Chietino e ha deciso il trasferimento dei piccoli in una struttura protetta. 30 anni in TV di Zelig. Ci saranno 4 puntate che celebrano i successi del programma. Nomina al Teatro alla Scala, c'è un nuovo primo ballerino che è l'australiano Naveen Turnbull, che è entrato questo ballerino allo Staatsballett di Vienna nel 2018. Strano, non c'è scritto quanti anni abbia. Poi c'è, per quanto riguarda l'omicidio del regista Karl Reiner, il cambio dei farmaci di Nick Reiner causò l'omicidio del padre e della madre. E poi un'intervista con Leonardo D'Andreis, che ha pubblicato un brano che si chiama Soltero, che è un brano virale condiviso da parecchi artisti. Allora, andiamo ancora avanti, siamo arrivati alla pagina sportiva. Il Milan contro il muro con sollievo finale, segna Colombo, pareggia Leao, confuso assalto rossonero,
e il Genova però sbaglia anche un rigore. Andiamo ancora avanti, Civu deve battere una big per considerare compiuta la sua rivoluzione silenziosa, credo sia sì, l'allenatore dell'Inter. Avanti ancora, riparte il grande show del tennis. Non è soltanto un'esibizione, il match può indirizzare la stagione, riparte il grande show. Alcaraz e Sinner si sfidano in Corea sulla strada dell'Australian Open. Per quanto riguarda la TV, c'è una nota molto dura di Aldo Grasso sulla fiction A testa alta con Sabrina Ferilli, però io direi che possiamo andare ancora al piccolo e passare, prima di arrivare alla pagina dello sport, invece, possiamo sottolineare il docufilm Operazione Battiscafo, dove Massimiliano Finazzer Florì firma la regia appunto di un ulteriore contributo alla storia del battiscafo Trieste. Mi interessava arrivare alla pagina sportiva del piccolo, perché c'è questa notizia della sconfitta del basket alla Champions League e che renderà necessaria una bella in Ungheria, e noi ce ne occuperemo nei telegiornali di oggi. Però c'è anche un'altra notizia, vediamo se sì, il piccolo se ne occupa in un certo modo, però insomma per quanto riguarda invece la Triestina c'è da sottolineare come la squadra stia come dire, procedendo ad una certa quasi dismissione. Vende infatti la Triestina il suo giocatore più forte, il centrocampista moldavo, io penso si dica Ionica, però posso sbagliare. È evidente che all'impresa della salvezza, dopo i 23 punti di penalizzazione a inizio campionato, la società non crede più e punta a far cassa in vista della prossima stagione. Vediamo allora il nostro servizio andato in onda ieri su questo argomento. Segnale di resa in casa triestina con la cessione all'Arezzo di Artur Ionizza, il giocatore più forte della rosa dell'Unione. Evidente il messaggio della nuova proprietà, non si crede più nella salvezza e quindi si punta a smantellare i pezzi pregiati a partire dal centrocampista moldavo sul fronte calciatori per non perderli a parametro zero a seguito della retrocessione in Serie D. Arrivato a Trieste lo scorso febbraio, tra la seconda parte del passato campionato e la prima dell'attuale stagione, il centrocampista ha totalizzato 32 presenze con 9 reti e un assist, indossando anche la fascia di capitano. Ad Artur, esempio di professionalità e dedizione alla causa, spiega il comunicato del club, che rivolge il ringraziamento per l'impegno quotidianamente profuso, insieme al più sincero e sentito in bocca al lupo per il proseguio della sua carriera. A questo punto è probabile che anche altri giocatori con mercato possibile, come Tonetto, Gunduz e Johnson, se ne vadano, forse addirittura a Cernigoj. Sarà anche da capire come si porrà la dirigenza nei confronti di un allenatore serio, professionale e vincente come Attilio Tesser, protagonista della scorsa salvezza. Persona di indubbia professionalità che ovviamente non potrà non fare le proprie riflessioni di fronte a un resto della stagione che non potrà che palesarsi come un de profundis deprimente. Ovvio, serve un progetto per ripartire dalla Serie D, ma ora in questo scenario difficile fare previsioni. Abbiamo una telefonata, sentiamo, buongiorno. Buongiorno Bosati, solo un titolo informativo che sì. Non ho capito prima delle strade, no? Sì. Volevo sapere solamente l'uscita a Trevigiano è verso Trieste o verso Monfalcone? Io, se ho capito bene, verso Monfalcone, però francamente dovrei controllare oggettivamente. Sì, perché siccome devo andare in mattinata, devo andare giù a Trieste, volevo sapere se l'uscita è verso Trieste o verso Monfalcone. Guardi, io stavo cercando anche in questo momento se sul Telegram del comune vi sono
segnalate criticità o altri provvedimenti, non li vedo. Credo sia... Sì, perché non ho capito bene Io credo sia verso, non verso Trieste, ma verso fuori Trieste, però devo dire la verità, non ho certezze in questo senso. So che c'è un po' di caos a Basovizza, un po' di caos. So che è segnalato ghiaccio no, perché a siccome Basovizza. devo andare fino a Borgo San Sergio, mi è conveniente prendere la camionale e allora volevo sapere se ero riuscita o se no devo prendere la costiera. Guardi, vedremo casomai se ha magari un po' di, se non deve uscire subito, vediamo un attimo. No, sì, non devo uscire, uscirò verso le 9:30, così. Ma no, in caso di lei, adesso sto muto il telefono, il televisore, okay. No? E io resto in perché guardo la trasmissione, se nel frattempo ha questa notizia, vediamo se verso Trieste, chiusa o verso Monfalcone. Mi interessa solo quella. Ok, adesso sentiamo un attimo, allora vediamo di recuperare. Grazie molto, buona giornata a lei. Grazie molte. Magari se dalla regia in qualche modo riusciamo a collegarci nuovamente con la polizia locale per precisare ancora, così usiamo una cortesia anche nei confronti di questo e di altri telespettatori. Allora, torniamo al basket per quanto riguarda il piccolo, così in qualche modo ci prepariamo a quello che sarà il servizio di Marco Stabile nel corso del telegiornale. Allora, al Pala Rubini fallisce la gara tra i fischi, la gara 2 del play-in contro gli ungheresi, fattore campo ancora una volta sovvertito, martedì in Ungheria il match decisivo. E c'è anche uno scoramento da parte dell'allenatore Gonzalez, pensavo avessimo trovato la via giusta, e ci sono stati anche dei fischi nei confronti della squadra. Quindi vediamo appunto poi dopo quello che ci racconterà Marco Stabile durante il telegiornale. Nel telegiornale, lo anticipo, parleremo anche dello spettacolo che è andato in scena ieri al Politeama Rossetti, La gatta sul tetto che scotta di Tennessee Williams, che è uno spettacolo davvero bellissimo e forse uno dei migliori apparsi a Trieste negli ultimi anni. Per quanto riguarda invece il Teatro Verdi, c'è un debutto questa sera, è il terzo spettacolo del cartellone di lirica e balletto, e si tratta appunto di un balletto. Per essere più precisi sono 4 composizioni differenti. Noi abbiamo seguito la presentazione dello spettacolo, vediamo appunto il servizio. Riprendiamo il 2026 con un balletto ospite, provengono dal Teatro dell'Opera, quindi uno dei principali corpi di ballo italiani, con un programma molto interessante e soprattutto con delle étoile di primo livello. Il sovrintendente del Teatro Verdi Giuliano Polo così sintetizza il terzo spettacolo del cartellone della stagione presentato ieri, un balletto dunque, per meglio dire 4 quadri differenti che si caratterizzano non solo per l'estrema diversità di temi e logicamente toni, ma anche per quello che si annuncia a più gradi come una sorta di trionfo dell'eleganza. A curare infatti i costumi sono le sartorie Saint Laurent, Biagiotti e Van Valsum. Non bastasse, sul palcoscenico si potrà ammirare una compagnia capitanata da un'étoile che è sinonimo stesso di grazia ed eleganza. È una grande serata, uno speciale, un gala con alcuni brani e la fantastica presenza del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma e la presenza di Leonora Bagnato, che è una étoile nota, molto nota, di livello internazionale, che è anche a capo del Balletto di Roma. Quindi è un'occasione straordinaria per la città di Trieste di avere questa compagine, questa notissima solista.
La serata Petit Wildon Pastor proporrà i balletti La Rose Malade su musica di Mahler, Within the Golden Hour sulle note di Ezio Bosso, Les Combats des Anges di Fauré e il Bolero di Ravel. Eleonora Bagnato sarà la protagonista del brano di apertura. A dirigere l'orchestra l'inglese David Garforth, bacchetta di riferimento della danza internazionale. Lo spettacolo, che porta a Trieste in regione per la prima volta la compagine diretta dalla Bagnato, andrà in scena venerdì 9 gennaio alle 20 in prima. Attenzione agli orari delle repliche: sabato 10 gennaio alle 15 alle 20, domenica 11 gennaio alle 16, martedì 13 gennaio alle 15 e alle 20. Ieri è stata presentata anche un'altra iniziativa che si intitola La musica e luce, è una serie di concerti sinestesici che si terranno in più punti della regione. Per comprendere meglio la musica e luce, il ciclo di concerti sinestesici in programma dall'11 gennaio al 18 aprile, presentato quest'oggi, non vi è nulla di meglio della metafora alla base degli spettacoli. Il viaggio dell'emigrante verso una terra migliore, e con il viaggio invece interiore, appunto come dice anche Zoccano, è un viaggio di consapevolezza alla ricerca proprio di una luce che uno ha dentro, riscoprendo la sua dignità di persona. Giorgio Micheli è il responsabile della parte scritta della musica e luce, che dunque racconta, attraverso brani musicali e testi scritti, un viaggio immaginario, quello appunto degli emigranti verso un futuro, ma anche quello delle persone diversamente abili verso un progressivo affrancamento. Presentato dall'Associazione Orchestra Fiati Città di Muggia, nato da un'idea di Andrea e Giacomo Sfetez, il progetto a cui partecipa l'Associazione Alia di Vincenzo Zoccano gode del contributo della Regione, del sostegno delle fondazioni Casali e della Summer Shipping e del patrocinio del Comune di Muggia. Il tour parte da Udine al Palamostre, poi sarà al Verdi di Muggia il 16 gennaio, a Trieste al Miela l'8 febbraio con 2 spettacoli, ad uno dei quali l'unico a pagamento prenderà parte Alessio Colautti. Il 20 marzo al Culturni Dom di Gorizia, il 22 marzo all'Auditorium Concordia di Pordenone, a Duino il 16 aprile all'Auditorium del Collegio del Mondo Unito e a Tolmezzo al Teatro Candoni il 18 aprile. Allora, visto che ne abbiamo parlato durante il collegamento con i vigili, vediamo quella che sarà la situazione del meteo in questi giorni. Abbiamo passato una nottata fredda, erano parecchi anni che non faceva così freddo. Pensate che siamo scesi in montagna fino a -20 a Fusine nel Tarvisiano, -15 in diverse località, e freddo anche sulla costa, -1 a Trieste in città stamattina, -2 a Monfalcone, Grado e Lignano, e temperature molto basse anche in periferia. A Trieste siamo scesi a -7, a Catinara, e -10 tra Basovizza e Paradicciano. La prossima notte non farà più così tanto freddo come la precedente. Breve tregua da gelo e neve. Già da domani nuove precipitazioni potrebbero presentarsi sul Carso, dove il pericolo maggiore potrebbe però essere il ghiaccio. E questo è il quadro in rapida evoluzione che si prospetta nel meteo dei prossimi giorni, secondo gli esperti dell'ARPA. Arriva un fronte collegato a una nuova depressione atlantica, è un fronte piuttosto debole, che però ci porterà a un aumento della nuvolosità già a partire dal pomeriggio e dalla serata, e domani ci aspettiamo anche qualche debole precipitazione. Non dovrebbe esserci neve sulla costa in questa occasione, visto il lieve incremento delle temperature, però è possibile che qualche debole nevicata già intorno ai 300-400 metri di quota sia visibile. Il problema per domani potrebbe essere rappresentato piuttosto anche dalla formazione di un po' di ghiaccio, questo sia sul Carso che anche sulle zone diciamo un po' più interne della pianura. Cambiamenti repentini che rendono le previsioni per il fine settimana particolarmente incerte. La costante dovrebbe però essere il freddo, con le temperature nuovamente in picchiata. Abbiamo ancora correnti piuttosto fredde in quota che sopraggiungeranno sabato, quindi c'è un po' di incertezza per la giornata di sabato. Direi di base un cielo variabile, quindi avremo delle schiarite ma anche presenza di nuvole. C'è la possibilità di qualche rovescio molto bassa. Andrà meglio domenica, però si instaurano nuovamente correnti da nord piuttosto sostenute in quota e anche più fredde, quindi ci apprestiamo ad avere poi l'inizio della prossima settimana, sembrerebbe tempo abbastanza stabile, potremo scendere nuovamente sotto zero praticamente su tutta la regione.
Allora, dunque, ancora per quanto riguarda il freddo, poi andremo... No, direi che possiamo andare in pubblicità, poi avremo con noi il primo dei due ospiti di oggi, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Trieste, Elisa Lodi. Allora, come annunciato, siamo in compagnia dell'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi. Grazie Assessore per essere tornata nei nostri studi. Abbiamo parecchi argomenti da trattare, logicamente poi aspettiamo le mail e le telefonate. 040 977 8910, sveglia Trieste @tele4.it. Allora, ieri, così trattiamo uno degli argomenti. Ieri eravamo in compagnia a Trieste in diretta dell'assessore all'educazione De Blasio e abbiamo chiarito una volta di più, perché è sempre il caso di farlo, quelle che sono le deleghe che riguardano appunto scuola, eccetera. E a lei tocca la delega, logicamente per quanto riguarda i lavori pubblici e le scuole, a lei toccano gli edifici, ecco, insomma. Esatto. E sappiamo che il patrimonio di edifici scolastici della nostra città è un patrimonio, datato, insomma, come sono gli edifici non recenti, ecco, nella maggior parte. Assolutamente, infatti la delega che ricopro io ovviamente è diversa rispetto alla delega che ricopre il collega, perché i lavori pubblici per quanto riguarda l'edilizia scolastica riguarda proprio la manutenzione, la ristrutturizzazione, la realizzazione di nuovi edifici, tutto quello che concerne sostanzialmente la manutenzione e il tenere ovviamente aperto un edificio scolastico. Noi abbiamo un grande patrimonio scolastico, sono circa 150 edifici. Accidenti. Abbiamo la manutenzione. Comprese le succursali. Succursali noi non abbiamo perché non siamo superiori. Ah, quindi solo del comune, diciamo? Sì, statali, comunali e statali, abbiamo la competenza, questo comporta dai nidi alle scuole medie inferiori la competenza sulle manutenzioni di tutti questi edifici, anche se sono scuole statali. Ho capito. Quindi sono anche scuole di natura statale, noi dobbiamo garantire la manutenzione, la messa in sicurezza e garantire ovviamente che la scuola sia usufruibile e in sicurezza. E questo si ricollega a un rapporto che è costante con il collega De Blasio, laddove lui ha la gestione soprattutto ovviamente del sistema educativo comunale. E il lavoro è tanto, perché mantenere aperte 150 strutture circa e garantirne che funzionino è un lavoro importante. In più, oltre ovviamente alla manutenzione ordinaria che noi riusciamo a fare attraverso un contratto cosiddetto di global service, dove abbiamo degli operatori H24 che tramite un appalto ci riescono a garantire gli interventi di manutenzione ordinaria. Abbiamo tutta una programmazione di manutenzione straordinaria su questi edifici che possono riguardare la sostituzione di bagni, di qualificazione di WC, di serramenti, di pavimentazione, e poi gli interventi di grande portata che comportano a volte, laddove non sia possibile rimanere dentro l'edificio, anche il trasloco, quindi va programmato anche il trasloco. Diciamo che da un punto di vista storico dell'amministrazione comunale è unico, nel senso che abbiamo avuto la grande opportunità di ricevere finanziamenti ad hoc sia statali che regionali e soprattutto PNRR, che hanno permesso sostanzialmente di intervenire su problematiche di natura di sicurezza degli edifici, no? Quindi antisismica, antincendio, e tutto va parametrato alla tipologia di edificio a cui ti ritrovi di fronte, perché abbiamo edifici magari degli anni 60-70, ma edifici anche del 1900, quindi ognuno con caratteristiche, peculiarità e applicazione normativa in maniera diversa, anche coinvolgendo enti terzi, come ad esempio la sovrintendenza. Questi interventi sono interventi che sono importantissimi per la sicurezza, no? Si spera sempre che non succeda niente, ma bisogna assolutamente lavorare con programmazione su questi tipi di interventi in modo tale da garantire la sicurezza nelle scuole ed essere tranquilli che i propri figli vadano in una scuola sicura. Questo è quello che stiamo facendo noi. Quello che stiamo facendo noi sono quindi dei lavori che tante volte in certi istituti scolastici ad occhio nudo non si vedono, sì, perché andiamo a rifare ad esempio l'antisismica o l'antincendio e quindi andiamo a
creare aperture nuove, studiare delle modalità di evacuazione, a implementare le travi portanti per quanto riguarda la sismica. Sono tutti degli interventi strutturali che ad occhio nudo magari di un genitore o anche di qualsiasi utente cittadino dicono: ma cosa hanno fatto qui? Hanno speso 3-4 milioni di euro, di fatto la scuola rimane identica, sì. Però di fatto quella è una scuola messa in sicurezza. Allora, abbiamo già una domanda che dice: quando il rientro della Sauro? Allora, il Sauro Spaccini è uno dei cantieri PNRR più complicati che abbiamo in piedi. Attualmente noi prevediamo, ovviamente, come l'avevo già detto, a fine 2026 un rientro, ovviamente compatibilmente con le lavorazioni che stiamo facendo. Quella scuola ha più contributi in realtà, no? Perché ha un contributo PNRR, ha dei contributi regionali e una parte di contributo comunale. E noi abbiamo in buona sostanza aggiunto e implementato attraverso anche la regione il contributo che ci aveva dato il PNRR, perché andava implementato, nel senso che oltre l'antisismica e l'antincendio c'è tutta una ristrutturazione. Quel plesso ha avuto delle difficoltà, innanzitutto per quanto riguarda tutta la parte archeologica e verifica della sovrintendenza, perché sotto la palestra c'è la continuazione della basilica paleocristiana da un punto di vista archeologico di grande rilevanza. Infatti ciò che ha portato e porta via sostanzialmente tempo a questo cantiere sono tutte le verifiche che vengono fatte. E cosa è emerso in realtà? Perché è emerso un materiale che da un punto di vista archeologico è di pregio, e abbiamo fatto presente che sostanzialmente, se da una parte abbiamo un patrimonio archeologico da tutelare, abbiamo anche una scuola da far rientrare, quindi le due cose devono andare parallele, e abbiamo anche delle tempistiche PNRR da mantenere. E in buona sostanza vengono analizzati questi materiali. L'idea della sovrintendenza è quella ovviamente di poi chiudere e di creare un accesso sotterraneo in modo tale che una parte venga visionata in modo migliore, quindi sempre dalla parte della basilica, quello che siamo da sotto. E quindi si sono messi in mezzo diverse questioni che hanno portato via anche del tempo, anche perché ad esempio i PNRR, ne parlavamo proprio con lei in un'altra trasmissione di Tele4, ad esempio le autorizzazioni e le prescrizioni in merito ai cantieri PNRR arrivano sì dalla sovrintendenza locale, ma c'è anche l'autorizzazione poi della sovrintendenza romana, quindi di lì si perde tempo. Comunque il cantiere è assolutamente attenzionato, le riunioni con l'impresa che sta dando veramente il massimo sono costanti. A breve, e stiamo valutando questo in queste giornate, sarà probabilmente necessario per un periodo chiudere la via Tigor per effettuare altre lavorazioni all'interno della scuola, quindi si stanno facendo queste valutazioni anche in considerazione del fatto che è una via che ha passaggio veicolare, e quindi noi stiamo facendo i salti mortali veramente per poter riportare i ragazzi alla scuola. Ecco, quello che ci tengo a dire è che noi vogliamo che rientrino, nel senso, l'ex Timeus è una soluzione temporanea. Abbiamo i pulmini e gli autobus che vanno su e giù, abbiamo adeguato l'ex Timeo alle esigenze della Sauro Spaccini, che è una scuola elementare e una scuola materna, quindi abbiamo fatto tutti i lavori che ci aveva chiesto la scuola, abbiamo fatto anche la pavimentazione interna del cortile della Slata per dare una risposta alla ex Timeus, ma anche la Slata, perché sono proprio i veri inquilini dell'immobile di Largo Pestalozzi, per cercare di dare un po' di un segnale positivo anche alle famiglie che si sono ritrovati di fronte a questo trasloco. Quello che ci tengo a dire è questo, se mi permetti. I lavori sono complicati e anche i cantieri sono complicati. Noi facciamo lavori per la messa in sicurezza delle nostre scuole, quindi chiedo sinceramente ai genitori, io sono anche genitore, consapevole del disagio che diamo chiudendo una scuola, che lo facciamo per garantire la sicurezza delle scuole, e che quindi bisogna avere un po' di pazienza, ma poi avremo delle scuole che sono sicuramente migliori di come sono state lasciate prima della chiusura. Allora, abbiamo una telefonata in linea e poi c'è una, come diceva il mio amico Paolo Picchieri, una batteria di mail. Quindi prego chi è in linea di essere breve. Buongiorno. Prego. Mi sentite? Sì, come no. Buongiorno, io sono nonno Paletta e volevo solo dare un'informazione di servizio all'assessore Lodi, che il rione di San Vito è praticamente al buio tutto quanto, e questa mattina, mezz'ora fa, in via Locchi era veramente dura perché non si vedeva praticamente niente. Infatti ho dovuto stare parecchio sotto pressione perché per salvare i bimbi che attraversano è stata dura. Così, questa era solo un'informazione.
Ok, grazie molte. Grazie Buon mille. lavoro anche per... Assolutamente, prezioso il lavoro di Nonni Paletta, assolutamente sì, anzi segnaliamo subito anche agli uffici il disagio di Via Locchi. Ok, allora, andiamo allora con le mail. Dunque, questa magari chiede un possibile interessamento presso le sedi opportune per il ripristino di torrette a terra della Telecom apparentemente danneggiate in via Lazzaretto Vecchio, via Belpoggio e via Franca. Ok, andremo a fare le verifiche ovviamente con l'operatore, sì, ho capito il tema e faremo le verifiche. Allora, tempo fa si parlava della possibilità di realizzare 2 rotatorie in via Flavia, una all'incrocio tra via Salata, via Baiamonti e una all'incrocio tra via Flavia e via Valmaura. Si parlava anche della realizzazione di una rotatoria all'uscita della galleria Montebello. Allora sì, sono temi che non seguo direttamente io, che segue il collega Babuder, no? Perché abbiamo delle competenze che dal 2021 sono ormai diversificate, no? Rispetto alla consigliatura precedente, le strade, la manutenzione delle strade e i marciapiedi sono del collega Babuder. So che sono in fase di analisi queste rotatorie, una era anche di interesse particolare del sindaco per quanto riguardava la zona stadio, e Montebello era legata sostanzialmente all'avvio del cantiere poi adesso mi viene la parola del Fiera, dell'ex Fiera, quindi era legato alla riqualificazione di quell'area lì da parte dell'imprenditore privato che deve andare avanti con quel progetto, quindi ecco, sono tutte in fase di analisi, di studio, di approfondimento ovviamente. Con una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Volevo chiedere all'assessore Lodi, sono sempre uno di quelli di Campanelle, se mi sa dire qualcosa sul nostro bellissimo ponte che è chiuso da parecchio tempo, e volevo aggiungere una ciliegina: la via Patrizia, che dalla strada di Fiume arriva alla via Campanelle, è disastrosa. Ieri sono intervenuti gli addetti del comune a rattoppare dei buchi pericolosi. Se si riesce a fare qualcosa, visto che la strada è parecchio di asfaltatura, eccolo. Per le macchine è una difficoltà, per i mezzi a 2 ruote non so perché non ho le 2 ruote, però mi dicono che è pericolosa. Prima che si faccia male qualcuno, se il comune riesce a intervenire, sicuramente non adesso che sono tempi meteorologici non adatti, però attendo qualche risposta per il ponte, perché sembra che si rimbalzino le responsabilità. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata a tutti. Ecco, grazie molte. Sì, è un tema che come dicevo non seguo direttamente, adesso finita la trasmissione chiederemo al collega Babuder, magari poi interessando anche Tele4 per quanto riguarda gli aggiornamenti sul ponte, perché infatti il tema sarà competenza del comune più rispetto della regione, quindi so che lì stavano un attimo verificando chi deve far cosa, e quindi questo magari ci aggiorneremo dopo. Segnaleremo anche la questione di via Patrizio, che è una questione che conosco, in modo tale che venga inserita in un prossimo lotto di manutenzione. Ecco, ci sono diverse risorse destinate alla manutenzione delle strade, insomma faremo presente al collega di inserirlo. Ovviamente in queste giornate è complicato ovviamente fare manutenzione delle strade, le temperature devono un po' alzarsi, ma insomma faremo presente le segnalazioni del cittadino assolutamente. Allora, asilo nido di Roiano, molte famiglie attendono da 3 anni l'apertura per semplificarsi la vita. Quanto bisognerà aspettare? Ma in realtà l'iter partirà brevissimo, nel senso, per quanto riguarda la gestione, insomma la questione che si stava affrontando era ben nota a tutti ormai, che riguarda la gestione. Si è trovata una soluzione. Purtroppo la gestione diretta dell'asilo rispetto alla spesa corrente, quindi ai vincoli di bilancio, non è possibile. Questo non vuol dire privatizzare, ci tengo a dire, le nostre strutture educative, che rimangono tutte in capo al servizio educazione, ma riguarda questa struttura nuova.
Quindi la soluzione si è trovata, a breve comincerà l'iter in giunta per poi arrivare in consiglio comunale per definire la gestione esterna della struttura, e quindi potremo vedere vedere quindi l'apertura di questa struttura, che tra l'altro è proprio bellissima. Io sono contenta del lavoro che poi abbiamo realizzato a Roiano. E quindi nei prossimi mesi io auspico che a inizio 2027, anzi queste sono le nostre previsioni, la struttura sia operativa e quindi si possa accedere a questi posti nido, che ovviamente sono richiesti dalla cittadinanza, perché rispetto alla richiesta c'è necessità di avere posti nido per i nostri bambini. Allora c'è una nota che arriva dalla pagina Telegram del Comune di Trieste: raccordo autostradale numero 13 direzione Venezia, uscita obbligatoria a Trebiciano per chi proviene da Trieste, causa incidente. Allora, sì, allora la signora che le aveva chiesto sulla Sauro la ringrazia per la risposta. Qua invece c'è una telefonata, sentiamo la telefonata, poi ho la mail. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono io che sono in linea. Figuriamoci, chiuda il televisore, signora, se no non riusciamo a venire a capo della questione. Pronto? Ecco, prego, buongiorno. Buongiorno, sono Carmela. Buongiorno. Intanto tanti auguri all'assessore e al conducente qua di Tele4. Sono una consigliere circoscrizionale di Opicina, l'assessore Loda mi conosce. Volevo solo chiedere una cosa: è stata inviata al Comune da parte dell'Università della Terza Età la richiesta di posteggi con uno studio di un androne che è abbandonato ed è veramente uno schifo vederlo. Questa lettera non ha avuto neppure risposta. E volevo sapere se l'assessore Lodi, che mi hanno detto che la lettera è andata a lei, ne sa qualcosa. Grazie. Sinceramente non so di cosa parla, se il signore è ancora collegata. Io non ho memoria di aver ricevuto questa mail dall'Università di Terza Età e non so neanche di che androna mi sta parlando, vi dico la verità. Prego, signora. Mi ha capito chi sono? Sì, Carmela, buongiorno, anzi l'ho riconosciuta subito, ma non ho capito, io non ho letto questa mail, le dico la verità, e non capisco di che non una mail, mamma mia, non riesco, ecco, mi scuso un attimo che mi tocca proprio spegnere la televisione perché non mi va giù. Allora, non si tratta di una mail, si tratta di una lettera che io ho quasi... Allora, sa che l'Università della Terza Età ha 2300 iscritti e noi purtroppo, venendo da Opicina, siamo costrette in via di Lazzaretto Vecchio, non le dico come fare per posteggiare eccetera. C'è in via Lazzaretto Vecchio c'è un androne abbandonato ed io ho quasi costretto il presidente dell'Università della Terza Età di scrivere una lettera al comune per sapere di chi è questo androne e di poterlo cambiare in posteggi per l'Università della Terza Età. Questa lettera è stata scritta un anno fa, ma l'Università non ha ricevuto neanche una risposta per dire abbiamo ricevuto la lettera, vedremo. Ok, adesso sentiamo. Sì, adesso sentiamo è vero, ha ragione lei, adesso mi ricordo la questione, sì, perché la stavamo verificando con l'ufficio dell'immobiliare per quanto riguarda la proprietà e poi sulla verifica di fattibilità della richiesta, quindi daremo una risposta all'Università della Terza Età a breve. Mi scuso se non è arrivata nel frattempo una risposta da parte degli uffici, gliela farò pervenire quanto prima, in esito ovviamente alle verifiche che sono state fatte, quindi mi scuso, ma diciamo che da un punto di vista dell'immobiliare è stato un anno molto, molto vivace, nel senso perché l'immobiliare del comune di Trieste abbiamo avuto un po' una svolta, abbiamo venduto il Carciotti, abbiamo fatto diverse alienazioni
abbiamo realizzato dei piccoli alloggi che adesso destineremo anche con una programmazione ad affitti piuttosto più o meno brevi, con anche una scuola, quindi abbiamo fatto tante attività diverse. Mi scuso, risponderemo anche alla sua richiesta, ma l'istruttoria è aperta, nel senso non è stata abbandonata. Adesso che lei mi ha spiegato, ho capito bene il tema e quindi le daremo all'Università della Terza Età una risposta. Allora, per quanto riguarda invece il traffico sull'altopiano, sapete che in zona Basovizza soprattutto è stata segnalata del ghiaccio sulla strada, le linee di Trieste Trasporti effettuano il servizio regolare, insomma. Okay. E invece abbiamo un'altra telefonata, poi dovrò assolutamente leggere questa mail, perché sennò sono di quelle che vanno a finire in cavalleria, come non va a finire in cavalleria la mail di Nevio Tool che leggeremo più avanti. Buongiorno a chi è in linea. Buongiorno Bosazzi, buongiorno Lodi. Buongiorno. Buongiorno, Assessore, bellissima, mi ricordo, spero che si ricordi di lei dell'alveo dei fiumi, la si ricorda della pulizia? Sì, ma qualche anno fa ne avevamo parlato. Bravissima, e mi pare che non l'aveva fatto, quindi cosa la si era dimenticato o l'aveva tanto da fare? Non ho la delega, più problemico la delega fino al 21. Arco cazzo, lo capivo, ma sai che la sei là, adesso mi l'alveo dei fiumi, mi sono messo il cuore in pace, ho fatto solo quel che mi interessava e bon. Grazie comunque. Quel che volevo dire, per favore, se c'è in nota, sempre là in zona, no? Il ponte del Campanelle. Sì. Cosa volevo dire? So che c'è il comune che dice che sei della provincia, che è la regione delle ferrovie, e noi siamo qua con i New Jersey, sempre con quei in mezzo alla strada. Vi piace essere soliti in giro, mi pare, perché dopo vanno la squadra del comune che mette i jersey e 10 minuti dopo che viene spostai. E sta bellissimo adesso che era neve, che addirittura spargi neve, si è passato di fronte ai New Jersey verdi avanti dritti. Muli, cosa voglio chiedere? Metteve d'accordo, dai, non potremmo essere qua adesso 2 mesi col Ponte Serasio, un istituto superiore, che deve passare una croce rossa, metti che servi per i pompieri, porco cane, metteva una mano sulla coscienza, dopo chi se ne frega di chi che deve fare, che pagherà, insomma, questi affari vostri, ve abbiamo eletto per quel, ve paghiamo per quel, vedete derangiarvi voi, no? Noi ne serve solo poter camminare sul ponte, no? Se metti così nei panni del popolino, dopo questi i cavoli vostri, il ponte, il fiume, niente. Adesso mi faccio vedere che se c'è almeno nota del ponte, dai, e la fatti quei che la poi, okay. No? Per l'amor di Dio. Allora, questo però è interessante, così lo chiariamo anche una volta per tutte, no? Perché molti, anche noi, ci verrebbe da dire, boh, vabbè, questo ponte ha questa problematica, intanto può intervenire il comune e poi dopo si discute, si vede, eccetera, eccetera. Perché non è, a parte, facciamo la tara dalla burocrazia del nostro paese, che è qualche cosa di spaventoso ed è inutile, però perché non è così semplice come sembrerebbe e come per certi aspetti anche il buon senso ti direbbe, allora, va intanto fa. Allora io penso, al netto del fatto che mi aggancio a quello che avevo detto precedentemente, quindi all'esito, alla fine di questa diretta sentiremo il collega Babuder che sta seguendo lui direttamente la questione, come quella dei fiumi ormai da diversi anni, quindi faremo presente e chiederemo a lui di dirci a che punto è la questione del ponte. Il tema è di natura amministrativa e non più politica, no? In questi casi, dove in realtà l'indirizzo politico molte volte è, anzi sempre è chiaro, nel senso un ponte è chiuso, una struttura è chiusa, bisogna intervenire per riaprirla, ma tante volte l'indirizzo politico si scontra tra virgolette con la parte tecnica, laddove gli viene detto è competenza e proprietà di un ente terzo, e quindi non è che senza il titolo l'altro ente, in questo caso il comune, può intervenire direttamente su una struttura di cui non ha documentazione, okay, non conosce la struttura, non è proprietario, non può far nulla e comincia a fare i lavori con un proprio tecnico. Quindi questo non è possibile, deve esserci questo rapporto anche, secondo me, un rapporto di collaborazione tante volte tra enti, di collaborazione soprattutto fra la parte tecnica degli enti più che per la parte politica, che la maggioranza delle volte va avanti insieme, perché interessa. Posso immaginare che sia anche più semplice da quel punto di vista, no? Sì, e di dire, vabbè, deleghiamo un comune rispetto alla regione, rispetto a un altro ente a fare i lavori in nome per conto nostro, questo è il tema, no?
E quindi io capisco che il cittadino fa difficoltà a capire, perché la cosa più semplice è dire vada al comune, che è l'ente più vicino alla città, e la richiesta di cittadinanza, ma purtroppo questa parte politica che siamo noi ci scontriamo ovviamente con la parte tecnica, e quello che ci tengo a dire è che sì, noi siamo eletti, ma noi facciamo il massimo per poter risolvere le cose. Non è che siamo eletti per star seduti a Tele4 piuttosto che dietro una scrivania, siamo tutti che corriamo e cerchiamo veramente di risolvere i problemi, anche se tante volte quello che trasmettiamo non è esattamente tutto il lavoro che c'è a monte. Questo lo dico veramente con il cuore. Allora, facciamo così, anticipiamo di 1 minuto la pubblicità, così poi quando rientriamo possiamo leggere sta benedetta mail e dare una risposta più completa e non interromperci. A dopo la pubblicità. Allora, siamo in compagnia dell'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi. Possiamo dirlo, insomma, durante la pubblicità si è messa in contatto con gli uffici sempre per la questione di questo ponte di Campanelle. Non è che c'è una novità sostanziale, però si sono parlati, insomma. Sì, ecco, nel senso, visto che le telefonate erano diverse, capisco che il tema possa essere, cioè il tema è che c'è necessità di intervento, che abbiamo chiamato adesso durante la pausa gli uffici del Comune per avere un aggiornamento. Il tema è che il Comune si è messo in contatto con la Regione e che quindi si sta definendo le modalità di intervento, quindi non è una notizia sostanziale da un punto di vista di tempistiche, ma ecco, la questione si sta risolvendo e i contatti ci sono tra Comune e Regione, e che quindi si sta stabilendo come intervenire. Questo è l'aggiornamento che posso dare adesso, insomma, stamattina. Allora, c'è un'altra telefonata in linea, niente sta roba. No, ma andrà in cavalleria. Buongiorno. Buongiorno a lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Buongiorno signor Fulvio. Buongiorno a voi. Guardi, è mai possibile che ogni volta devono denunciare i cittadini cosa sta succedendo dai marciapiedi in poi? Ogni volta nel comune non è attento per niente. Non so, sembra che via di Piazza Unità, che anche là lasciamo perdere come sono messe le pietre per terra, con quell'intervento dell'ex sindaco Illy, che Dio mi perdoni, no? Tirando via i masegni. Adesso bisogna che i cittadini ogni volta si mobilitano, devono mobilitarsi per avere qualcosa. E poi un'altra cosa, non si parla mai della miseria di Trieste, di tutti i pensionati che non arrivano lordi a 1.000 euro al mese, ai problemi della sanità, che grazie ancora a quelli che operano dentro la sanità funziona, ma è sempre più carente di personale, di investimenti. Vediamo anche a Cattinara con il nuovo lotto dell'ospedale. Non lo so, ogni anno andiamo peggio. E in più un'altra cosa, io non riesco a capire che quelli che vanno in politica vanno a servire il partito o vanno a servire e aiutare ad amministrare come Dio comanda per i cittadini. Noi qua a Trieste, il territorio libero di Trieste, parlo di legge italiana perché il territorio libero di Trieste è nella legge del trattato di pace. Abbiamo 1000 peculiarità e tutti stanno zitti. Perché non dite ai cittadini, cari cittadini, questi sono i vostri diritti? Io non so cosa posso fare, però posso dirvi che questi sono i nostri diritti, perché anche la signora che là è cittadina del territorio libero. Perché non lo dice mai nessuno? Okay. Io non posso, non compete a me. Ok, è chiaro da anni dove il nostro telespettatore vuole andare a parare, se crede di rispondere sulla prima parte. Diciamo sulla prima parte, esatto, io seguivo il telespettatore fino alla prima parte per poi abbandonarlo quando ha intrapreso la strada del territorio libero, ecco, perché per quanto riguarda la prima parte, che può essere oggetto di critica ma anche di spunto per un dibattito, lo seguivo e anche gli rispondo, perché sostanzialmente sono questioni che riguardano sicuramente la città. Diciamo che la città di Trieste, il comune, io parlo delle competenze che abbiamo noi comunali senza dovermi scaricare il barile su altri, ma ovviamente la regione, la sanità e Cattinara
spettano alla Regione. Per quanto riguarda il Comune di Trieste, quello che io posso dire è che intanto noi cerchiamo di attenzionare tutto quello che viene segnalato e che non serve sempre la mobilità dei cittadini per andare a risolvere le questioni. Sicuramente la segnalazione dei cittadini attraverso la circoscrizione, attraverso Tele4, attraverso le mail che ci arrivano, la valutiamo sicuramente, viene verificata dagli uffici e dove si può si interviene. Ovviamente c'è anche alla base una programmazione dell'ente su dove intervenire e le risorse che vengono messe in spesa per quanto riguarda le strade, le manutenzioni dei marciapiedi, le scuole che seguo io, gli impianti sportivi ad esempio, sono somme che non si sono mai viste in questi ultimi anni e che quindi vedranno i suoi frutti nei prossimi anni, nel senso noi abbiamo anche tante cose in cantiere che stanno per partire o partiranno e sicuramente vedremo i propri frutti, ma sono somme destinate a bilancio che non si sono mai viste. Anche per quanto riguarda l'aspetto povertà o comunque difficoltà economica delle famiglie, dei nuclei singoli o anche degli anziani, noi abbiamo 1/3 del bilancio che quindi è consistente, del bilancio comunale, che è destinato al sociale, che è destinato ad affrontare tutte le questioni che riguardano gli aspetti di fragilità economica dei cittadini triestini e non solo. E quindi diciamo che da un punto di vista il Comune di Trieste fa tanto rispetto ad altre città di Trieste, dando tanto supporto a chi ha difficoltà. Allora, ce la facciamo. Ho visto con piacere che al Bau Beach di Barcola stanno facendo una scaletta nuova per agevolare l'accesso alla spiaggetta. Auspico sia in programma anche una doccia per i cani, in quanto la scorsa estate molto spesso questi venivano portati a sciacquarsi all'attiguo bagno Cedas dai padroni incuranti delle proteste dei bagnanti. Sì, ecco, grazie per la mail che mi permette sostanzialmente di fare il quadro, no, sulla Bau Beach. L'altro anno noi l'abbiamo aperta in una fase transitoria, ovvero in una fase di cantiere avviato ma non terminato, perché il cantiere era ancora in esecuzione, non era terminata, era stata fatta la spiaggetta. Abbiamo chiesto all'impresa di fare una scala sostanzialmente provvisoria, di fare un accesso al mare per questi amici a quattro zampe in modo tale da non perdere un'altra stagione. Una l'avevamo persa a causa anche delle mareggiate, perché oltre all'intervento di Bau Beach su quella parte di lungomare avevamo dovuto mettere in sicurezza il muro sostanzialmente sopra la camminata. Quest'anno quindi in estate finalmente avremo la Bau Beach terminata, con la scala che avete potuto vedere che è stata realizzata, una barriera che verrà prossimamente realizzata di scogliera che andrà a proteggere la spiaggetta, con una fontana che sarà destinata agli animali e anche una siepe, una chiusura del tratto di camminata che andrà a proteggere la Bau Beach, perché anche lo scorso anno c'è stato un episodio, c'era la problematica, ma c'è stato anche un episodio di un investimento di un animale, di un cane, e quindi va a proteggere la zona destinata agli animali. Quindi andremo a terminare, sono contenta questo intervento, perché è il primo che andiamo a fare sul lungomare di Barcola, quindi è un lavoro che sta continuando. L'attenzione ovviamente viene data in quel tratto ai cani. Allora, chiedo così, questa è quella del signor Nevio Tull, chiedo all'assessore ponte del canale di Ponte Rosso. Non si faceva prima sostituirlo con uno nuovo? Questo verrà fatto, e poi il canale Ponte Bianco Ponte Verde penso che parli, no? Allora sì, il canale, il tema è che verrà sostituito, il cantiere verrà consegnato all'impresa adesso a metà gennaio e quindi poi vedremo l'avvio del cantiere nelle settimane successive, quindi sarà una questione che riguarderà proprio i primi mesi di quest'anno, l'avvio di questo cantiere, che sostanzialmente vedrà la sostituzione in una fase che ovviamente non andrà a interrompere il traffico del ponte sottostante, ovviamente perché l'intervento precedente non era un intervento che soddisfaceva la situazione che abbiamo ritrovato là sotto, era un intervento di manutenzione. Questo è un intervento di una portata diversa anche da un punto di vista economico, ma che va a sostituire quel ponte. E dovrebbe quindi risolvere anche quel problema di traffico con i mezzi pesanti esatto. Che circolano finalmente per via Roma, via Milano. Finalmente non avremo più la limitazione sopra il ponte del pesi che si portava dietro il tir piuttosto che il camion che sostanzialmente aveva un peso grosso e che quindi non poteva fare quel percorso. Quindi metà mese consegna all'impresa, che vuol dire aprite, sistemate il cantiere, allestitelo e avviate il cantiere, quindi questo verrà fatto nelle prossime settimane. Si può prevedere quando poi
quando finiranno questi lavori, eccetera? Sì, c'è sicuramente un cronoprogramma, ci vorranno diversi mesi ovviamente, perché ovviamente noi cercheremo di fare le lavorazioni mantenendo la viabilità, quindi verrà spostata in base a dove si lavorerà. Comunque saranno diversi mesi di lavori sicuramente, ecco, bisognerà avere un po' di pazienza, anche perché avremo in continuità anche il cantiere che andrà avanti fino all'estate di Sant'Antonio, che è ripreso dopo la pausa, la sospensione natalizia, e che è ripreso proprio in questi ultimi giorni, ha ripreso il suo lavoro, che è un lotto di €1 milione che va a riqualificare la piazza Sant'Antonio. Allora, sentiamo la telefonata che è in linea. Buongiorno. Buongiorno. Prego. No, allora, volevo dire del verde pubblico, che è molto trascurato. Quando che guardi la scala giganti non si vede più niente, le solo alberi. Una volta si vedeva la barda, adesso non si vede più niente. E dopo fare un giro per città e anche verso Barcola, non dalla parte del mare, dall'altra parte, anche là si tiende le erbe e le alberi. Sarebbe un pochettino da mettere a posto, perché abbiamo i turisti proprio in questi posti qua. Ok. Bene. Grazie. Grazie, buongiorno. Rapida come... Sì, grazie signora, grazie segnalazione, la porteremo al collega del Verde Babuder a fine trasmissione. Allora, dunque, qui entriamo in un altro ambito delle sue deleghe. Quando verrà finita la riqualificazione del campo comunale del Campanelle intitolata a Maurizio Visentini? Allora sì, abbiamo quantificato in buona sostanza l'importo che ci servirà, che è importante, nel senso che abbiamo un'idea di oltre €1 milione per andare a finire di riqualificare il campo del Campanelle, che in realtà è il campo che ormai è l'ultimo che attende una riqualificazione completa, no? Il campo del Campanelle ha una situazione provvisoria per quanto riguarda spogliatoi e spazi ovviamente per gli atleti, ma sicuramente va realizzata una struttura definitiva. Ora con la variazione di bilancio tra marzo e aprile andremo a cercare ovviamente le risorse, nel caso chiederemo supporto alla Regione se ci supporterà, se ci servirà, per andare a prevedere questo intervento che va a completare finalmente il campo di Campanelle, anche perché è l'ultimo campo che aspetta la sua fine, e quindi l'impegno c'è assolutamente quello di terminare queste lavorazioni. Abbiamo tante partite aperte per quanto riguarda l'impiantistica sportiva. Dopo le festività natalizie adesso appena Luna Park definitivamente va via da dove sta, inizierà il cantiere del Ponziana Rione, quindi sì, del Ferrini. È appaltato, l'impresa andrà ad allestire il cantiere nelle prossime settimane, quindi vedremo l'avvio di questo cantiere. Abbiamo la cittadella dello sport in Portovecchio che sta andando avanti, anche questa a fine febbraio dovremmo terminare, poi ci saranno le tempistiche dei collaudi. Questa settimana, la settimana che verrà, andremo a presentare la nuova pavimentazione della palestra Dobatti che abbiamo riqualificato, che aveva un problema di pavimentazione. Stiamo attendendo gli arredi per quanto riguarda la struttura di San Giovanni, che è terminata, e gli arredi dovrebbero venirci consegnati a gennaio, e quindi sta andando bene anche l'appalto che riguarda la nuova palestra di via Frausin. Si vede ad occhio nudo che sta andando avanti anche lì i lavori per la realizzazione della nuova palestra, e poi abbiamo fatto in questo fine anno interventi che riguardavano la Giotti Stuparic piuttosto che la Morpurgo. Adesso stiamo andando avanti, abbiamo anche un progetto sulla palestra più piccola del Palachiarbola. Insomma, ci stiamo muovendo anche per quanto riguarda l'impiantistica sportiva. Come continuano i lavori all'ex Fiera di Trieste? In Piazzale De Gasperi. L'ex Fiera di Trieste sta seguendo adesso gli uffici per quanto riguarda le autorizzazioni eccetera, e lì dovrebbe andare avanti con il privato, non c'è nessun cambiamento rispetto a quello che sapevamo. Invece il signor Luigi ci invia queste immagini che adesso possiamo vedere e che riguardano, questo è aspetti un attimo perché devo fare un salto, ma tanto è. Ecco in quale stato si trova il parcheggio alla rotonda o al quadrivio di Opicina, e dice che forse non è il caso di insistere con i Sanpietrini.
Ok, segnaleremo al collega Babuder di fare un intervento al quadrivio, in effetti sono tutti sconnessi, andrebbero rimessi sicuramente in sicurezza quanto prima. Telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, prego. Ecco, buongiorno. Io volevo approfittare della presenza dell'assessore per chiedere di far controllare anche le scalette dei topolini, specialmente quello del secondo topolino, perché è un po' dissestata. Cioè, mi fa piacere che si pensi alla scaletta per gli amici a 4 zampe, ma vorrei che si pensasse anche alle scalette degli amici a 2 zampe. Ecco, tutto qua. Ok, quindi scaletta del secondo topolino. Ok. Buchi un po', a parte scivolosa, ma ci sono anche questi buchi per cui è un po' difficile salire e scendere. Pericoloso, è difficile. Ecco, tutto qua. Grazie signora. Sì, mi scuso, stavo scrivendo sul cellulare, ma è tale segnalazione, non scrivevo a nessun altro perché non ho il foglio, quindi scrivo sul cellulare. Segnalo solamente ai miei uffici, anche in vista della stagione estiva, dove noi sui topolini andiamo a fare tutta un'attività di manutenzione, no? Facciamo una manutenzione ordinaria. Quest'anno finalmente abbiamo finito la straordinaria che riguardava anche gli ultimi topolini che poi avevano avuto quel disastro strutturale che ci ha portato via 2 anni di lavori, quindi quest'anno dovremmo essere tranquilli e fare solo tutta quella manutenzione ordinaria che comunque garantiamo ogni anno per l'apertura normale, quindi andremo a vedere anche lo stato della discesa a mare del secondo topolino, della discesa a piedi intendo. Allora, dunque il signor Mauro dice: 2 domande mi sono sorte spontanee quando l'impianto fotovoltaico sulla copertura dell'asilo di Roiano è scomparso. Non è che si è fatto qualcosa che non era stato previsto negli atti? E chi paga il fare e disfare? No, lì non è stato fatto niente di così diabolico, nel senso che c'era una piccola infiltrazione che ci siamo accorti dopo, ovviamente trattandosi di un edificio completamente nuovo, come una casa propria, come un condominio completamente nuovo. Quando abbiamo messo in moto tutto e abbiamo avviato ovviamente gli impianti, abbiamo notato che c'era una perdita, quindi sono state fatte delle verifiche, dei controlli sulla copertura e questo era stato fatto all'epoca. Comunque la struttura è completamente funzionante adesso, sulle situazioni che sono state tutte risolte, l'asilo è funzionante, ha una bellissima cucina, degli spazi ad hoc per i bambini, il giardino interno con riscaldamento a pavimento, insomma tutti spazi studiati assolutamente per i bambini ed è una struttura molto bella. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo sapere se ci sono dei tempi precisi per la consegna della scuola Caprin per il prossimo anno scolastico. Grazie. Allora, noi stiamo andando avanti lì anche con la scuola Caprin, abbiamo anche lì Qual è, mi perdoni, la scuola Caprin, la scuola Via Pagano. Sì, di Via Pagano. Via Pagano, ok. Grazie. Anche lì stiamo andando avanti con 2 lotti di finanziamento, uno legato al PNRR e l'altro regionale, quindi stiamo andando avanti, vediamo adesso in queste settimane, valuteremo con l'impresa se è fattibile già il rientro a settembre o se dovremmo valutare un rientro un po' più tardi. Diciamo che i lavori sono stati più complicati anche questi del previsto, perché da un punto di vista di intervento abbiamo ampliato l'intervento anche ad altre questioni che riguardavano la struttura e quindi avremo anche una struttura riqualificata da un punto di vista impiantistico, che è importante, oltre al fatto che andremo a restituire finalmente alla città una palestra che era attesa da anni. I ragazzi sono stati spostati in 2 tranche nella scuola vicina a Rossetti e quindi insomma daremo le notizie poi anche alla dirigenza scolastica a breve sulle tempistiche di rientro una volta fatta una riunione con l'impresa, per dare delle date sicure e dar certezza alle famiglie. Allora c'è una mail che riguarda Via del Labro, adesso Labro? Io ho detto Via del Labro? Non so che via, non ho capito, scusa. Figuriamoci se... Allora, dov'è? Sto perdendo tutto. Allora, aspetti, la riprendiamo. Allora, eccole qua. Via Roberto Abro, credo sia via R. Abro. Chiedo se all'altezza dei cartelli di divieto si potrebbe mettere un grande stop o dare la precedenza come fatto in via Gavardo. La viabilità è stata modificata il 23 dicembre del 25, le macchine continuano a salire contromano,
iniziato a disegnare anche un finto marciapiede fino al ponte della ciclabile, da là in giù i pedoni possono venire investiti. Segnaliamo, adesso io non ho presente la situazione. Via Abro, dove siamo? In zona Burlo? Sì, perché ciclabile, adesso sì, io tanto mi segno il nome della via. Via Abro. Allora, Grazie. qui c'è questo telespettatore ha una specie di esprima al tournée, perché dice: la contrapposizione politica non attende altro che un passo falso per denunciare alla Corte dei Conti l'intervento di non competenza, si parla del ponte di Campanelli, insomma, no? Ma è un po' c'è un esprima al tournée in questa mail. Allora, quando finiranno i lavori a Barcola e quando sarà asfaltata la via Rossetti? Allora, sono tutte domande che non mi competono direttamente, quindi adesso segnaleremo tutto al mio collega Babuder, che fischieranno le orecchie dedicate a strade e interventi, quindi vedremo di segnalare al collega tutti gli interventi di asfaltatura o interventi che riguardano le sue competenze, in modo tale poi da dare una risposta la prossima volta ai cittadini. Questo. Poi, se potevo solo dire una cosa che ci tenevo, come no. Perché erano delle segnalazioni che arrivavano spesso anche a Tele4, che abbiamo avviato anche la risistemazione delle casette dell'acqua, che erano venuta fuori, tanto attese, richieste, arrivavano telefonate spesso anche qui, quindi in primavera avremo di nuovo le casette dell'acqua collocate dove stavano in precedenza, con un nuovo gestore che andrà a collocarne di nuove. Il prezzo sarà quello che è rimasto, che era quello precedente alla dismissione delle casette dell'acqua precedenti, e andremo a realizzare delle casette dell'acqua nuove, nel senso che andremo a grazie anche a un'idea che hanno avuto gli uffici del Comune di Trieste, di rivestirle con immagini storiche di Trieste, del rione di appartenenza della casetta, quindi in modo tale da essere anche, insomma, vedere un po' com'era il rione una volta, ma essere anche una fotografia magari per il turista che la utilizza, perché avranno anche, oltre che alla card, anche delle app che potrà essere utilizzata ovviamente non solo dai cittadini ma dai turisti, ma anche dal lavoratore che viene qui in giornata, dallo studente, insomma potrà essere utilizzata da più persone. Dice la signora Lorenza da Roiano: volevo avvisarvi che nell'asilo di mio nipote questa mattina ci sono solo 9 gradi. Ecco, questa è una segnalazione importante, assolutamente, adesso prendiamo nota. L'ASI le ha specificato? No. Dice da Roiano, adesso non so se... Ok, adesso vediamo subito. Se magari la signora ci specifica anche l'asilo, sì, esattamente. Non sarebbe male. Abbiamo ancora una telefonata. Buongiorno. Buongiorno Bosazzi, buongiorno a lei e all'assessore Lodi. Buongiorno Nivea. Allora, sarò brevissima. Intanto, assessore, la ringrazio per la scala, una volta si chiamava Piede di Gigante, non so se si chiama anche adesso così, per i cannoni sulla Riviera Barcolana. E poi volevo chiederle, allora abbiamo tanti impianti sportivi, quello fatto da Summer, a San Giovanni la palestra, via Frausin la palestra, Porto Vivo ci saranno tanti. Allora io volevo chiedere se qualche parte, non dico tutto, ma non so, qualche pista, qualcosa, qualche beach volley, non so, potrà essere gratuito o meno per far sì che tutti i ragazzi di Trieste possano fare sport senza intaccare le spese della famiglia. Non so se questo discorso si può portare in giunta o in altro, comunque sarebbe opportuno, perché non tutti hanno la possibilità di pagare per fare uno sport al figlio. Grazie. Beh, sicuramente si potrebbe fare un ragionamento sulla struttura all'aperto, ovviamente la struttura che faremo in Porto Vecchio, no? Che anche lì stiamo valutando come verrà ovviamente gestita, ma essere una struttura all'aperto qualche spazio potrebbe essere lasciato fruibile a tutti. Questo sicuramente sì, perché il tema dell'avviamento allo sport è un tema che ci sta a cuore, ed è corretto quello che dice la telespettatrice, ovvero permettere, no, ovviamente di far sport a tutti, di utilizzare gli spazi sostanzialmente aperti a tutti. Noi abbiamo
a Trieste la grande fortuna di avere delle società che comunque stanno vicine ai genitori e che quindi vengono incontro anche alle esigenze nei pagamenti ovviamente delle rette. Noi cerchiamo di mantenere, abbiamo un po' alzato adesso i costi ad esempio delle palestre per poter aiutare le società a sostenere poi i costi di pulizia e custodia, ma sostanzialmente anche i canoni che poi facciamo pagare alle società sportive sugli impianti pubblici non sono dei canoni elevati, ecco, cerchiamo di mantenere, hanno dei canoni, ovviamente si applica il regolamento comunale, ma sono dei canoni che non sono altissimi. Ovviamente quello che ormai pesa sulle società che hanno in concessione i vari impianti sono le utenze e i costi proprio di viva di gestione. Però ecco, il tema che ha sottolineato è un tema importante e non va sottovalutato. Lo potremo affrontare secondo me su una struttura magari all'aperto, dove è più facile che i ragazzi si possano avvicinare, che possa essere la struttura di skate piuttosto che del beach volley, ecco, strutture che possono essere utilizzate da tutti. Allora, l'asilo di cui facevamo riferimento prima è l'asilo Stella Marina a Ponziano. Okay, va bene. Abbiamo ancora allora la scuola Caprini invece è in via Salita di Zugnano. Sì, Zugnano, sì, perché è zona Cosalunga. Sì. Sì, che ho capito, era quella, sì. Sentiamo ancora questa telefonata che sarà l'ultima per l'assessore Lodi, quindi prego chi è in linea di essere rapido. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Voglio chiedere, visto che stanno facendo dei lavori in via del Carpinito, stanno facendo una costruzione in strada. Pronto? Sì, sentiamo, prego. signor. Stanno facendo una costruzione in strada, vorrei sapere per cosa. Ok, vediamo se... Non la conosco, adesso verifichiamo cosa sta succedendo. Ma lei c'è... Praticamente di fronte alla via Cossa. Ok. Potrebbe essere una costruzione privata, ma verifichiamo. No, sta lavorando la Cegas. La Cegas? Sì. Ah, ok, ma allora chiediamo da Cegas se stanno costruendo una cabina o qualcosa del genere. Non lo so, non ho visto, non sono passata di là recentemente. In che zona? In strada, così? Una cabina? Non so, è una domanda, mi faccio una domanda da sola, ma chi... Non lo so, mi sto segnando. In che zona, signor? Via Carpinetto. Via Carpinetto, ok. Allora, le chiedo, Assessore, non vorrei che sembri un'entrata in gamba tesa e non vorrei poi, riprendere una questione, eccetera. Però, per esempio, lei non era a Trieste in questi giorni, non era a Trieste quando c'è stata quella pubblicazione di quel post del sindaco su Facebook, eccetera. Che cosa l'ha visto, cosa ha pensato? Ma io l'ho visto e mi ha fatto in realtà sorridere, perché poi io conosco il sindaco e conosco anche la serietà del sindaco che ha nei confronti delle donne. Io ci lavoro con lui da 10 anni, quindi lavoro benissimo e lui ha sempre avuto il mio massimo rispetto di me, sia come donna e come professionista. E, in realtà io ero uscita, il sindaco non ha bisogno di essere difeso, no? Però ero già uscita sulla questione quando era emersa nell'ambito di un dibattito politico, era emersa una frase nei confronti di un consigliere comunale, di una donna. E, io ritengo che se si vuole difendere una donna non vada difesa da parte dell'opposizione un po' a intermittenza, nel senso che molte offese vengono fatte tanto al sindaco come persona, perché in realtà in aula poi non si sente quello che viene detto ai microfoni, ma dall'opposizione si sente tanto e tanto, anche tante volte, di offensivo nei confronti della figura del sindaco, che probabilmente passa un po' sotto traccia e lì nessuno si sposta di 1 millimetro. Probabilmente perché è un uomo, perché non viene sentito e non sono mai sentito scuse. Poi in realtà io vedo offese anche al nostro leader, a Giorgia Meloni, vedo offese a donne del centrodestra e non ho mai visto una presa di posizione da parte dell'opposizione in questo senso. Quindi se si vuole difendere, si difende sempre, non si difende a intermittenza quando la figura politica che lo fa è di un altro schieramento. Io penso questo e poi lo trovo, insomma, non trovo così pesante rispetto a quello che poi è emerso nell'ambito del dibattito politico locale. Grazie Assessore per essere stata con noi, buon lavoro. Adesso noi andiamo in pubblicità, poi sarà con noi il consigliere comunale della lista Russo.Franco, Alberto Pasino.
troverà un giorno. Allora, secondo ospite di questa puntata di Sveglia Trieste è il consigliere comunale della lista Russo Punto Franco, Alberto Pasino, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi. Allora, per puro amore, io devo fare sempre l'avvocato del diavolo con qualunque ospite io abbia, è un po' il nostro dovere per certi aspetti. Torniamo sull'argomento con cui abbiamo chiuso la prima parte, e cioè la polemica innescata dal post del sindaco per il giorno dell'Epifania. Da destra molti dicono la sinistra in queste circostanze dimostra, come dire, una sorta di solidarietà a corrente alternata, no? Ed è un po' il leitmotiv, appunto, per quanto riguarda destra, in questi giorni. Come la vede, insomma? Ma io credo che se guardassimo, innanzitutto buongiorno ai telespettatori, grazie a Tele4 per l'invito e buongiorno a lei, dottor Bosazzi. Dunque, io credo che questa osservazione possa essere giustificata, ma questo non toglie in nessun modo gravità all'episodio occorso, cioè dire ma lo fai anche tu non significa dire non è successo, ti stai sbagliando, si è comportato correttamente, significa dire ha sbagliato, ma siccome lo fai anche tu, l'errore a quel punto è giustificato. Io non ragiono così, cioè prendo nota che può succedere che ci sia qualcuno del campo avversario che va sopra le righe. Intanto bisogna capire volta per volta, cioè non si può generalizzare, no? E poi soprattutto quello che è successo in questi giorni è questo, che si confondono due piani, cioè una cosa è la massima istituzione cittadina che esprime un così gretto apprezzamento su una donna, un'altra cosa è che, non so, persone che scrivono sui social, persone anche riferibili ovviamente non al campo conservatore, non so, ritraggano la Presidente del Consiglio con fattezze tolkieniane, cosa che io trovo odiosa, ma non lo sta facendo il sindaco di una città. Qua il punto è questo, e credo che questo gioco sia un gioco che viene fatto proprio per confondere un po' le idee. Cioè qua quello che è successo, e poi concludo su questo tema, è questo. Io ho questa impressione, se voi guardate le immagini del Consiglio Comunale del 18 di dicembre, la questione è venuta fuori. Ma è venuta fuori questa questione. Io ho detto nel corso del Consiglio, guardate, siccome qualcuno aveva fatto degli apprezzamenti da parte centrodestra, in particolare aveva detto voi fate le richieste di emendamento al bilancio solo per andare nelle newsletter, e io mi sono alzato e ho detto guardate, questa cosa non si può dire, perché di fatto significa screditare l'avversario. Io sono all'interno del Consiglio Comunale e qua ci si sta comportando come alle medie, il dileggio non va bene. A quel punto ho avuto un'interlocuzione con il sindaco e il sindaco ha detto una cosa chiara, ha detto guardate, mi si critica, si dice che governo male, allora io non posso non reagire. Andatevi a vedere, attorno al 33esimo minuto del Consiglio Comunale del 18. E io ho ripreso la parola e ho detto, guardi sindaco, qua lei si sta sbagliando. Cioè se io la critico e esprimo un'opinione sul suo operato, lei può avere qualunque opinione nei miei riguardi, ma io non la sto insultando, sto esprimendo un'opinione avversa alle sue. Lei non può reagire con un insulto, e se lei guarda alla fine quello che è successo in questi giorni, il sindaco ha detto siccome la Schlein critica la Meloni, allora io mi sento libero di fare quello che ho fatto, cioè reagire alla critica con l'insulto. Allora quello che io dico è che quello che sta succedendo, mi dispiace perché il sindaco è una persona matura, cioè non bisognerebbe cadere in queste cose, cioè che cada in queste forme di radicalizzazione dello scontro un ingenuo, una persona poco formata,
Purtroppo il mondo va in quella direzione, il mondo in questo momento va nella direzione della brutalità, ma che un sindaco si presti a questo gioco, che non si renda conto che, essendo il sindaco, rappresenta tutti i cittadini, e che dicendo cose di questo tipo può urtare la sensibilità, cioè lui non è partigiano, non può essere partigiano, almeno in questa espressione. È chiaro, lui tiene una linea politica, quindi io penso che ci sia in questo un imbarbarimento, e non sto a dire che è un imbarbarimento solo di matrice, chiamiamola conservatrice, anche se va detto, se uno legge le proposte di legge, poniamo, della Lega con riguardo al contenimento di alcuni fenomeni relativi a una presenza forte nei nostri territori della componente musulmana, uno guarda il merito e dice vabbè, si può discutere, ma poi sui cartelli per strada è fermiamo l'islamizzazione dilagante. Ecco, cioè, ma è questo tema che è odioso, no? E allora si fa fatica a discutere. Allora tu mi vieni in Parlamento con una proposta e siccome tu stai facendo sostanzialmente una crociata, io dico le crociate sono finite diversi secoli fa, governiamo il paese. Allora abbiamo una telefonata in linea. Buongiorno. Buongiorno, sono Maurizio. Volevo intervenire prima ma non sono riuscito e adesso forse sembrerò ripetitivo. Un cittadino dovrebbe identificarsi non nell'idea politica, ma nella persona del suo sindaco. E io faccio tanta difficoltà a identificarmi in una persona che si comporta così, perché lui non può fare quella vignetta che ha fatto, perché lui non è uno qualunque, come sono io sono nessuno, per cui posso andare al bar, fare il pupolotto su qualunque persona, posso mettere la fotografia su Facebook, quello che vuoi, perché io sono nessuno, ma lui è Trieste. Quel signore lì che fa quello che vuole è Trieste e io non tento di essere immedesimato in lui. Altrettanto non mi è piaciuto quando si è rivolto alla sua avversaria politica in quella maniera un domani noi potremmo avere una sindaca donna, no? Tutti auspichiamo parità e io vorrei vedere una donna che fa il sindaco, che si alza, siccome di piazza non uscirà da quella sala, cambierà solo il posto dove sedersi, vorrei una che si alzasse e dicesse ammini su uomo, non ha mai detto cosa fa. Cosa farebbe lui? Probabilmente farebbe la stessa cosa che anni fa, se ben vi ricordate, c'erano stati gli alpini che avevano toccato il sedere, si può dire in TV sedere, no? A una signorina. Ecco, lui ha detto ma sì, è un atto goliardico. Allora a Trieste sono venute, non so se le Iene o chi, hanno cercato il sindaco e in incognito davanti alle telecamere gli hanno toccato il sedere. Bene, non era più un atto goliardico, lui voleva chiamare la polizia. Allora mi sembra che per questo signore, che è purtroppo il mio sindaco, ecco, mi sembra che si valga la legge, faccio quel che voglio, mi chiamo Toio. Grazie. Ok, allora, mi sembra ha detto molto meglio di me questo ascoltatore quali sono i temi sul tavolo. Quello che desta generalizzato rammarico è che il sindaco meriterebbe di essere ricordato non per le ultime cose che sta facendo, ma per le buone cose che sta facendo, che ha fatto, scusate, lapsus. E in questo lui gioca contro se stesso, cioè il punto è questo, guardate in quanti gliel'abbiamo detto, e lo dico perché anche persone, diciamo, in qualche misura si può dire a lui vicine, che poi si sono trovate a essere labellati con l'epiteto di sinistri. Ma insomma, dico, caro sindaco, tienti cari i tuoi amici che non sono i tuoi adulatori, non sono i tuoi adulatori. Sentiamo la prossima telefonata alla quale risponderemo dopo la pubblicità. Buongiorno.
No, parla Maria Giovanna, buongiorno. Buongiorno. Sarò brevissima, oltretutto anche perché devo uscire. Mi ero preparata così un bel discorso, ma in parte lo ha detto l'avvocato Pasino e in parte lo ha detto la persona che ha telefonato prima. E oltretutto voglio dire che una persona che ricopre una carica istituzionale democraticamente eletta non può fare discorsi di questo tipo, perché non è una persona qualsiasi. E Trieste era una città raffinata. Mi dispiace, adesso è una città gretta, brutta e sporca, disgraziatamente. Io ne sono veramente commossa di quello che vedo. Grazie, buongiorno, non ne posso più. Grazie signora, mi raccomando, stia attenta quando esce al freddo anche. Ma poi guardi, io credo di non essere il solo che quando ha dovuto scegliere il campo in cui impegnarsi 4 anni fa, oramai sono 5, ha deciso di scegliere una delle due parti in campo, perché vede, l'amministrazione cittadina ha molto a che fare con scelte pratiche di rado, se non si vuole ideologizzare il proprio operato in maniera esasperata, di rado come dire, paludate con un abbigliamento chiaramente riferibile ad una delle due parti politiche, perché si deve amministrare la città. Tanto che spesso si vede una forma di continuità, almeno all'inizio del governo di piazza si poteva intravedere in qualche forma una continuità con Illy, no? Una visione di apertura che poi il sindaco con il concerto, con vari momenti ha perseguito. Quindi è evidente che qui 5 anni fa molti di coloro che non sono schierati hanno scelto anche un po' fuori dagli schemi ideologici e preconizzando quello che sarebbe avvenuto, e si è verificato esattamente quello che si temeva, che cioè che il sindaco non avrebbe mantenuto le promesse effettuate in campagna elettorale. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, abbia pazienza chi è in linea se lo tratteniamo. Ci vediamo tra un paio di minuti. Allora, rientriamo in studio, questa è l'immagine che si riferisce all'incidente verificatosi questa notte, 3 ore fa, lungo il raccordo autostradale in zona Trebbiano, però abbiamo una telefonata in linea, chiedo scusa anche al telespettatore che ha dovuto aspettare la pubblicità. Buongiorno. Sì, buongiorno Veloci, buongiorno a lei e al consigliere Savino. Volevo chiedergli una cosa, abbiamo visto sempre sul sindaco, no? A parte gli aggettivi dispregiativi che lui usa nei confronti degli avversari politici, no? Destroide, e dopo facendo appunto certi interventi che sono veramente al di là di una persona non potrebbe ricoprire un ruolo, perché dimostra anche di non essere molto, molto acuto, cioè di non avere un cervello e di non avere neanche la dignità che lui suo padre gli avrà insegnato da buon friulano, l'educazione. Questo viene a mancare a quest'uomo. Ma per prescindere da questo volevo dire una cosa, che quando fa le sue interviste è che fa voglio un imprenditore. Bene, noi come noi pensionati insieme siamo andati a cercare se nell'imprenditoria di Trieste risulta di Piazza Roberto. Non risulta. Allora io dico, quando lui parla di imprenditore, che ti venisse la sua bocca dicendo io sono un imprenditore prestato alla politica, lui non può confrontarsi con faccio alcuni nomi, giusto per ricordare anche i telespettatori, Irneri, Ernesto Illy, la famiglia Stammer, Marin Termina, il capitano Catarussa, e più ne ha, ne potrei fare ancora una decina. Lui non può, queste persone qua sono che danno lavoro a centinaia, Stammer ha 850 persone che lavorano là, la Parisi ha 400, Marin Termina ne ha 600. Come fa a dire uno sono un imprenditore? Ma imprenditore di che cosa? Sei stato un commerciante, sei stato anche bravo, ma non sei stato un imprenditore, cioè non hai neanche la cultura dell'imprenditore.
e non puoi farti passare come un manager. Questi cittadini triestini dovrebbero capirlo. Sarà stato un bravo come tanti, tra l'altro posso anche confermarlo che c'era un mio nipote che lavorava nel supermercato a Mugia, erano in 6 dipendenti e non erano neanche pagati adeguatamente. Ecco, allora quest'uomo è ora di finirla, è ora di mascherarlo, tirare fuori queste cose. Quando tu mi dici sono un imprenditore, ma dimmi che impresa hai costruito. E quello che ha fatto... È chiaro, io però prego i telespettatori, come sempre mi tocca farlo, di considerare che la persona di cui si parla non è nostra ospite, quindi insomma quando si fanno determinate considerazioni usate anche una certa, come dire, diciamo cortesia, perché il sindaco non è qua e può rispondere. Fate questo genere di rilievi quando il sindaco viene ospite a Sveglia Trieste, anche perché si esce si prendono in questo caso altre strade. Poi a me secca fare anche questo tipo di lavoro, ma insomma ogni tanto bisogna farlo anche per correttezza appunto nei confronti di chi non c'è. C'è un'altra telefonata, sentiamo. Buongiorno. Buongiorno Bosazzi, sono Diego. Buongiorno Diego, salve. Prego. Pronto? Sì, Buongiorno, prego. Bosazzi, così non la sentivo. Un saluto a lei, un saluto all'ospite. Ma su Di Piazza, brevemente, io non voglio appunto demonizzarlo, non voglio neanche attribuirgli meriti che non ha. Forse un riconoscimento importante è quello di aver in qualche maniera riappacificato la città con gli avvenimenti del dopoguerra, vedi la foiba di Basovizza e quant'altro. Però obiettivamente sull'operato di questi ultimi anni da sindaco forse lo vedrei abbastanza offuscato come figura istituzionale. Ecco. Quello che faccio fatica a digerire obiettivamente, magari su questo potrà intervenire Pasino, l'ospite, è il congelamento di questi famosi 30 milioni a bilancio per l'eventuale cabinovia in attesa e nella speranza che Roma vada poi a sbloccare i fondi statali per quest'opera che obiettivamente è nata e credo finirà anche male. Ecco, io su questa mia semplice considerazione vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie. Saluti al portiere. Ecco, questo invece è un intervento che... Grazie al signor Diego. Allora, il signor Diego coglie bene la questione, nel senso che facendo una forte sintesi, il sindaco di Piazza è stato molto apprezzato quando era sindaco di Mugia da persone che conosco, che sono scappate dal loro paese. Era un paese dove c'era la dittatura, sono venute in Italia e erano spiccatamente di sinistra e me ne parlavano come una persona eccellente, e cioè ha lasciato un'ottima impronta per certi versi, perché poi insomma ci sono anche delle ombre, devo dire, ma di quelle non parlo, del suo operato mugesano. Poi è venuto a Trieste e a Trieste è stato apprezzato a lungo. Il punto è dove siamo oggi. Oggi, in virtù delle scelte del centrodestra, la città sta seguendo un percorso che trova, in un articolo del Picco di ieri, una chiarissima manifestazione. Sono triplicati i posti letto per i senza tetto. Ora, sarebbe una buona notizia di per sé sapere che riusciamo a soddisfare le esigenze di gran parte o di tutti senza tetto, ma il punto è che i senza tetto sono triplicati, cioè è questa la notizia. La notizia è: noi stiamo impegnando 30 milioni di euro su un'opera che non si farà, sarei sorpreso del contrario, in una città che sta puntando fortemente sul turismo, e sta puntando fortemente sul turismo, lo ha detto l'assessore Rossi con molta lucidità nel corso di una commissione di dicembre, perché questa è una soluzione ponte, nel senso che si deve sfamare i triestini e in questo momento evidentemente si ritiene che non ci siano altre prospettive che possano, di carattere economico, che possano far
portare benessere diffuso alla società. E ecco, allora in questo contesto l'addebito che si fa al sindaco è di non essere nella condizione di portare la città dove dovrebbe andare, cioè, e questo assommandosi a certe intemperanze, al fatto che evidentemente la sua coalizione convintamente appoggia questa strada, ci fa pensare che un futuro ancora governato da una coalizione così incapace di prefigurare per la città un futuro di sviluppo in cui i nostri figli non se ne vadano, perché c'è un contraltare, no? Sì. Abbiamo più senza tetto e abbiamo meno persone in grado di fare quello che ha detto prima l'ascoltatore, cioè di fare impresa, di lavorare in modo qualificato nelle imprese. Guardate che le imprese faticano nelle Trieste perché non trovano personale qualificato. Cioè se c'è un rapporto dell'Istat che parlava delle decine di migliaia di persone che hanno lasciato in questi ultimi anni la regione, una parte di questi è triestina e la metà di chi va via è laureato. Quindi questo significa che noi, le persone formate, non siamo in grado di trattenerle e questo è un circolo vizioso che fa precipitare la città in un contesto in cui si dice faccio un po' quello che riesco, cioè allora facciamo turismo, però insomma questa non è leadership e torno a quello che diceva prima un ascoltatore dicendo, insomma un imprenditore è certamente un leader e ho l'impressione che la leadership in questo momento in questa città manchi. Allora c'è una telefonata, sentiamola e però dopo andiamo in pubblicità e rispondiamo dopo. Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine. No. Buongiorno lor signori triestini e friulani. Prego. Tutte le televisioni parlano dei ragazzi del bosco. Allora, sì. È un mio pallino che rivolgo al dottor Pasino, no? Luminare in legge. Se il sindaco con la fascia tricolore, che praticamente è la mano lunga del governo, andasse con i suoi vigili comunali a prendersi con la forza, a prendersi questi bambini e riportarli nella casa con i genitori, cosa potrebbe farlo o no? L'intelligenza artificiale nomina tanti di quei poteri che c'ha il sindaco che neanche quasi il governo non li ha. Perché è un piccolo governo il sindaco. Sì. Mi dica qualcosa lei che illuminare della legge. Grazie, okay. Mandi. Mandi dopo la pubblicità. Grazie. Allora, eravamo in debito con una risposta al signor Franco da Udine su questo caso nazionale che interroga, questa stamattina l'abbiamo soltanto dato notizia, c'è un intervento di Susanna Tamaro sul Corriere della Sera, è un caso che interroga parecchi di noi e poi dopo, logicamente come spesso succede, non è un caso che sul quale sia semplice farsi un'idea. Allora, intanto andrei con ordine e partirei dalla domanda. Dei poteri cosa potrebbe fare un sindaco? Il sindaco certamente è una figura dirigenziale rispetto all'attività dei servizi sociali e sono i servizi sociali a doversi far carico di situazioni in cui ci sono situazioni di abbandono o di insufficiente cura degli interessi e diritti formativi del minore. Io ho l'impressione che il sindaco è una delle figure in campo, non è la sola, in una situazione di debito o per meglio dire in una situazione in cui non fosse tutelata la salute, come mi pare, io devo dire questo caso non ha così eccitato la mia attenzione, devo dire, anche perché avevo subito colto che c'erano dei profili
non tutto era del tutto chiaro, insomma, in casi di questo genere, se non si conoscono le carte, è davvero difficile esprimersi con chiarezza. Basta dire, secondo me, che lo Stato ha il dovere di intervenire lì dove il minore sia esposto a situazioni di degrado, o di insufficiente cura della sua persona. Al minore va, e lo dico perché sono stato tutore e quindi è un tema che in qualche misura mi ha visto impegnato, il minore deve essere accudito cercando di fare nella massima misura possibile i suoi interessi e consentire la sua realizzazione secondo le sue personali ambizioni, secondo il suo carattere, secondo la sua inclinazione. Naturalmente qua, anche avendo superficialmente letto gli articoli, sembra che ci siano temi di difetto di istruzione e di problemi di salute. È difficile che non intervengano i servizi sociali e in qualche misura dunque anche il sindaco, che indirettamente ha funzioni in quel contesto. Allora, leggendo Il Piccolo, mi chiedo se era necessario costruire in Porto Vecchio dei nuovi uffici per la regione. Vengono in realtà restaurati, insomma, no, certo. Che ci verranno a costare un mucchio di soldi, e nel frattempo creare un vuoto enorme in città sia per i ristoratori e per tutte le strutture che rimarranno vuote. Questo è soprattutto la seconda parte della risposta. È sicuro che questo è un grande tema, cioè non c'è volta in cui io vengo qua a parlare di questo argomento che il tema del Porto Vecchio non emerga, e non emerga proprio forse una incompiuta maturazione di un'idea di cosa fare lì. Allora, abbiamo avuto la sdematerializzazione più di 10 anni fa, un percorso lentissimo ci porta oggi ad andare verso una gara basata poi sull'offerta di Costim, però a tutto voler concedere il futuro del Porto Vecchio sotto il profilo funzionale piuttosto incerto, e certamente ricorda il vestito di Arlecchino, nel senso che ci mettiamo dentro degli uffici che erano altrove, quindi sono un po' i cavalli o gli aerei di Mussolini, cioè la stessa cosa ce la mettiamo da un'altra parte. Capisco la logica era che per pagare gli oneri di urbanizzazione servivano tanti soldi, questi soldi li ha dati la regione, e questo è del tutto ovviamente lecito, ma è anche una scelta in qualche misura comprensibile, cioè ha pagato, per così dire, Pantalone, e Pantalone poi è andato dentro, quindi va bene, però il tema secondo me è più sottile, cioè noi che città immaginiamo nel 2050, cioè che cosa farà Trieste? Allora si parla della cosiddetta via del cotone, se abbiamo la Hydrogen Valley, abbiamo tantissima ricerca in città, una ricerca che secondo me non è sufficientemente valorizzata ai fini del trasferimento tecnologico, cioè Trieste potrebbe essere una Silicon Valley. Allora, se uno vuole la Silicon Valley, adesso ci possono essere molte opinioni a riguardo, però Mauro Giacca ne aveva una che non è stata seguita, cioè mi pareva che lui ipotizzasse di spostare l'ICGEB in ambito del Porto Vecchio, e insomma uno avrebbe anche potuto dire, butto un'ipotesi, facciamo così, sono del comune, allora io ti do l'utilizzo dei magazzini a canone ricognitorio, cioè un canone bassissimo, se sei una start-up e mi prometti di sviluppare entro un numero limitato di anni dei brevetti innovativi, e poi di rimanere dentro per i successivi, che ne so, 10 anni, quando questi brevetti ti avranno portato a quotarti. Cioè
Ma cerchiamo di fare qualcosa che non sia, spostiamo i dipendenti regionali da un non so che quale degli loro uffici a qual'altro dei loro uffici in giro per la città, ma cerchiamo di mettere in campo un'idea. Ecco, questo, tornando alla questione di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè che cosa si addebita al sindaco? Che dai della Befana alla Schlein o che la città si è incartata sul progetto dell'Ovovia, cioè questo è un po' il tema, no? Beh, quando si parla poi anche, perché questo è un altro discorso che a me piace fare con gli ospiti, quando si parla appunto di trasferimenti eccetera, c'è quell'altra parte che la mail ha individuato, cioè si rimane vuoto un edificio e logicamente di questo poi risente in qualche modo ciò che, diciamo, quello che potrebbe essere l'indotto, con un termine un po' eccessivo. È lo stesso discorso che viene fatto quando si parla per esempio del trasferimento delle scuole in zona Via Rossetti. Ex caserme, perché tutti quanti dicono sì. Sono petarchino tra l'altro. Ah, ecco, io invece accetto l'eleganza. Però io ho visto una cosa, devo dire la verità, io ho visto una cosa bellissima al Petrarca, apro e chiudo subito parentesi, ci sono dei divani lungo i corridoi e io ho chiesto, ma perché ci sono questi divani? Dico perché se gli studenti decidono di rimanere oltre le ore di lezione per studiare, possono farlo in comodità, e cioè, secondo me è una cosa bellissima perché cementa il rapporto del ragazzo con la scuola. Però per esempio quando si parla appunto di trasferire tutto in zona ex caserme, insomma di Via Rossetti, certamente poi si dice è quello che resta. Certo, per esempio in via Combi c'è quel grande edificio che sono state le elementari De Amicis che io ho frequentato quando ero bambino. Ah sì, Via Combi, come ne confondo sempre. Ed è un occhio vuoto, cioè quell'edificio, e quell'edificio secondo me è stato un fiore di quel quartiere. Sì, perché era un edificio molto bello, diciamo. Bello, ma c'è un tema forte, cioè guardate, quell'edificio era sulla faglia, chiamiamola così, tra una certa parte del rione di San Vito e un'altra parte del rione di San Vito, ed era un laboratorio sociale. Che ha contaminato, cioè c'erano persone. Un mio compagno di classe mi viene in mente che veniva da una parte affaticata del quartiere di cui sto parlando e che è diventato uno straordinario artista e credo che la sua vicenda esistenziale sia stata toccata anche nella giovane età dalla possibilità di vedere mondi diversi, e questo è ovviamente bilaterale, cioè anche chi veniva dalla parte più privilegiata, maggiormente privilegiata o anche che faceva parte della piccola borghesia, ma che entrava in contatto con realtà più dolenti, questa è stata una cosa meravigliosa e questo, e la ringrazio molto perché la sua un'intuizione felicissima, questo è possibile solo se noi non ricorriamo a schemi urbanistici che privilegiano soluzioni, come dire, funzionaliste o una comodità di accesso alla scuola, faccio l'ipotesi, ma invece privilegiamo la scuola, gli uffici come anche l'edilizia popolare, cioè sappiamo perfettamente che, io dico sempre anche l'industria, però insomma l'edilizia popolare deve essere comunque lasciata all'interno di ciascun quartiere, perché in questo modo, così come la scuola, così come un certo tipo di negozi di prossimità, si favorisce una socialità che temiamo nel futuro possa essere abbandonata, e così rendendo complesso il tema dell'integrazione con popolazioni
diverse rispetto alla nostra, che in un contesto così vivace, reso vivace dal fatto che le interazioni sociali sono già presenti e sono già forti. Ecco, guardi, e concludo, uno dei grandi temi che mancano sul tavolo del comune è un discorso urbanistico, cioè noi ci accingiamo ad avere, anzi c'è in piedi una gara per l'acqua marina, mi sono andato a spulciare le carte, la qualità architettonica è premiata nell'ambito del 12% del punteggio, annegata assieme ad altri criteri. Avremo l'ennesimo cubone dopo San Giovanni, dopo il TCC, che forse non è felicissimo, sappiamo che le ragioni erano legate all'urgenza, le ragioni che hanno condotto a certe scelte estetiche, ma dico, in questo momento a Trieste manca assolutamente una spinta per una buona urbanizzazione che tenga conto di temi sostanziali ed anche estetici. C'è un altro discorso che volevo far approfondire, perché anche lì c'è come dire, può essere trattato da due punti di vista completamente diversi, ed è quello dei molti ragazzi che studiano e poi scelgono di lavorare fuori città e fuori regione. Da un lato, come dire, non c'è famiglia, immagino, che da qualche anno a questa parte, da una decina d'anni a questa parte, non metta in conto che i propri figli, le proprie figlie, una scelta di questo genere dovranno farla, a maggior ragione se poi scelgono una carriera di studi molto particolare. Ciò non toglie che questa sorta di orgoglio-rassegnazione, chiamiamola così, non dovrebbe deconcentrarci proprio dall'idea che questo tipo di scelta è troppo presente. Certo. Cioè l'idea che molti dicono è quella di trattenere i ragazzi il più possibile, oppure farli rientrare, farli tornare indietro, però è anche vero, io posso parlare dell'esperienza di mio nipote, che so se il termine è corretto, i benefit di cui lui ha goduto quando studiava fuori e anche nei primi periodi di lavoro fuori, qui se li sogna, ecco, insomma. Allora, naturalmente io sono perfettamente d'accordo con la sua impostazione, cioè soprattutto perché le mie 4 figlie tutte sono fuori da Trieste, qui non hanno trovato opportunità congrue o formative o lavorative rispetto alle loro ambizioni, e non sono le sole, evidentemente, se abbiamo un numero così elevato di persone che lasciano la città, poi l'abbiamo detto, con la conseguenza che poi tante imprese cercano personale qualificato e non lo trovano. Allora il tema qual è? C'è una naturale tendenza di qualsiasi persona umana, no? La sindrome di Ulisse, cioè di andare fuori dal proprio contesto, scoprire, viaggiare. Io stesso sono stato emigrante in Cina con la mia famiglia, e la sfida di conoscere mondi diversi. Il punto, guardandolo dal punto di vista della nostra comunità, secondo me dovrebbe essere questo, cioè noi dobbiamo cercare di creare le condizioni perché Trieste sia una buona scelta per quelle persone. Questo è il tema, e per questo ho un po' il pallino del trasferimento tecnologico, cioè Trieste ha le carte in regola, Trieste non è, diceva Volli tanti anni fa, state attenti che Civitavecchia era il porto di Roma e adesso come porto sostanzialmente, a parte non c'erano ancora all'epoca in cui Volli faceva questo discorso alle navi bianche a Civitavecchia, ma diceva sostanzialmente il porto commerciale è sparito, e faceva un discorso così su Trieste e Vienna. Allora il tema è, noi dobbiamo cercare di rimettere Trieste al centro della mappa
mappa delle opportunità, dobbiamo riportare quale un'industria, e l'ho detto prima, di cui non dobbiamo avere paura. Secondo me sarebbe stata benissimo in Portovecchio una industria smart. Allora ho fatto la battuta, no? Portiamoci microchip, poi chi ne sa di microchip mi ha detto non è possibile, perché l'investimento per fare i microchip in un certo posto è talmente elevato che questa è una bizzarria. Però la mia vuole essere una metafora, cioè portiamo in Portovecchio, portiamo nei quartieri quell'industria che è pienamente compatibile con la vita quotidiana di un quartiere, cioè che non è inquinante, che è smart, cioè voglio dire, no? Abbiamo all'interno del palazzo della fondazione CRT abbiamo ITS, e lì dentro c'è gente che mette le mani sulle stoffe e produce, anche se è una parte, voglio dire, collaterale di quella grande realtà, però c'è anche quello. E allora perché non pensiamo a fare di Trieste una città veramente ambiziosa, capace di mettere a terra le sue enormi potenzialità, dal Porto Franco, non scordiamolo mai, che è una prerogativa immensa, in parte sfruttata, ricordiamolo, cioè chi dice ma noi non facciamo ciò che consentirebbe ha solo in parte ragione. Il Porto Franco, il porto commerciale, la scienza debbono essere messe assieme con una ideatività che faccia rinascere Trieste. Trieste è sempre stata una grande città. Questa l'imputazione che io farei al nostro sindaco, vorrei dire non apertamente, cioè perché abbiamo smesso di sognare? Perché abbiamo smesso di sognare? Abbiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, prego, buongiorno. Buongiorno Bosazzi, a lei la redazione, sempre efficienti, sempre veramente professionali, al gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Allora, io volevo proporre una riflessione al gentile ospite inerente proprio, diciamo, ai bambini del bosco, no? Allora, perché devo, diciamo, avere un'interferenza da parte di un'autorità su una scelta, diciamo, genitoriale che è del tutto, diciamo, di libera scelta personale, no? E giustamente è detto sì, tutto quello che è stato detto, però voglio ricordare una cosa, che ci sono delle comunità, non posso fare il nome se non vengo tacciato di razzismo, ci sono delle comunità in cui questi bambini vivono in roulotte, viene insegnato fin da bambini, diciamo, nel rubare, non dico tutti per fortuna, però è un dato di fatto che bambini rubano e le autorità voltano la faccia dall'altra parte. Allora, qui assistiamo a due pesi, cioè a un peso e due misure. Perché a me, diciamo, che poi tra l'altro i bambini del bosco loro hanno organizzato la loro vita, che quella è una scelta personale che non ci voglio neanche entrare, sempre nell'ambito e nei limiti della legge. Non lo dimentichiamo mai. Cioè, se io, diciamo, il bambino non voglio mandarlo a scuola, ma voglio, diciamo, mi avvalgo della legge di dare un insegnamento di ordine privato, la legge lo prevede e lo si fa. No, questo viene messo in discussione. Mentre il bambino che va in giro a rubare nelle metropolitane delle città, quello lì sì. Uno, questa è una riflessione. Secondo, allora, per, diciamo, capire se un politico racconta le bugie, parlando in generale, ci sono due fattori, i dati e la storia. Se noi vediamo il governo, ad esempio, ottenuto i 5 Stelle, si è visto palesemente che lì c'era un governo di dilettanti e lo sbaraglio. Però non ho visto all'epoca una malafede di fondo. Con questo governo che noi abbiamo, parlo del governo dal centrale fino a basso, a scendere, praticamente questi qua non solo sono dilettanti allo sbaraglio, ma sono terribilmente ipocriti, per usare un termine molto leggero, nella comunicazione. Quando loro, diciamo, si esprimono sempre con errori grossolani in tutti i campi, cioè non c'è una coerenza tra, come ho detto prima, tra i dati e la storia. Allora io non mi meraviglio se il nostro sindaco, diciamo, combina queste gaffe, perché lui non è nient'altro un rappresentante
di una situazione politica culturale di cui l'ignoranza e la pericolosità, perché questi sono cattivi confronto, diciamo, politicamente parlando, perché utilizzano artifici politici di comunicazione eccetera eccetera per nascondere le loro malefatte, perché voglio ricordare che questo governo comunque è stringiamo perché siamo anche in chiusura. Sì, ha ragione Bosatti, e questa è una, no? Secondo, perché diciamo c'è questa situazione politica qua a Trieste? Per un semplice motivo, perché i politici veneti hanno già detto che si riprenderanno le navi bianche, l'hanno detto appena metto il posto Marghera. Questo succede che tutti questi milioni di turisti che in questo momento ci sono dati in concessione saranno spariti dall'oggi al domani. Ecco perché c'è l'affanno da parte di questa comunità di centrodestra nel cercare di fare qualcosa per tenere qualche briciolo in casa. Alla fine con loro vince l'incompetenza. Grazie, buongiorno. Abbiamo 4 minuti per rispondere. Tanti temi, su alcuni non mi esprimerò perché insomma sarebbe troppo. Io sono della parte opposta rispetto a chi governa adesso la città, e quindi sarebbe troppo facile gigioneggiare attorno ad alcuni apprezzamenti che naturalmente condivido. Allora cerco di fermare solo su quelli su cui ci può essere una dialettica direi bipartisan. A me è piaciuto molto la prima parte dell'intervento, spero di non aver dato adito all'opinione che io abbia voluto prendere posizione sulla questione dei bambini del bosco. L'ho premesso, non l'ho fatto, cioè io ho detto una cosa diversa, ossia che lo Stato si pone un obbligo che viene perseguito attraverso i propri organismi di consentire lo sviluppo armonioso della personalità del minore. Che poi lì non ci fossero le condizioni perché ciò avvenisse, io non lo so. Cioè una cosa mi è parso di leggere che atteneva alla salute di uno dei minori. E su quello non c'è spazio alcuno per i giochi, e su questo si aprirebbero le cataratte, perché poi c'è il tema dei Novax, dei no mask, dei no qua, dei no su, dei no giù. E lo Stato prende una responsabilità, e ci si augura sempre che avvenga in scienza e coscienza, il che apre poi un tema molto ampio su quelle questioni che ha trattato il nostro ascoltatore nella seconda parte del suo intervento, dove ha detto alcuni erano soltanto inesperti, altri sono inesperti e anche malandrini, così mi pare abbia detto l'ascoltatore. Allora io mi auguro solo che prevalga un nuovo senso civico generalizzato, cioè cominciamo a dire questo: guardate, se si votasse dimostreremmo dalla base che le regole, prima tra le quali è che il voto è un diritto e un dovere delle persone, che le regole vengono rispettate. Allora partiamo alla prossima tornata elettorale documentandoci. La prima tra l'altro sarà presto e sarà il referendum, documentandoci ed esprimendo un'opinione. E siccome Trieste si dice sempre una città colta, non documentiamoci solo sul nostro giornale preferito, o il Manifesto o Libero, documentiamoci, poi ci sono 1000 strumenti, prendendo i vademecum di una parte e dall'altra, e andiamo a votare, perché si parte da lì. Cioè noi non possiamo dire, è vero, il pesce puzza la testa, ma diciamoci tra di noi le cose. Io faccio politica da 4 anni, mi auguro di essere avvertito come vicino alla popolazione. È anche nostra responsabilità, cioè c'è la testa ma c'è il resto del corpo, quindi diamoci da fare per cambiare il paese assieme, partendo dai cittadini e finendo con i politici che auguriamo seguano sempre la buona volontà popolare. Grazie ad Alberto Pasino per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie dottor Bosazzi, un saluto alle persone da casa e un ottimo 2026 a tutti. Allora noi ci vediamo alle 13 per il pre-TG, alle 13:20 per il telegiornale, alle 17:55
con Trieste in diretta e alle 19:30, abbiate pazienza, chiedo scusa, per il telegiornale della sera. Buona giornata a tutti, a più tardi.